paghi per l'inganno, dove sono i tuoi eroi? E gli intellettuali sono scappati nei solai. Aspetto una battaglia, sopravvivere o morire, cercando una ragione per non lasciarsi andare. Costruiscono un nemico, dispensando distruzione, regalando la miseria con i bonus e le azioni. Mentre penso a questo mondo è arrivato il tuo dono. La mia amica sei del cuore, una donna, io ci sono. Allora vivo per chi ha voglia di cambiare, per chi cerca nei tuoi gesti questo vuoto da colmare. Allora vivo perché è degno di ogni nome, percepisco in ogni sguardo il tuo segno, la passione. Ora sono in una stanza e mi preparo ad affrontare, aggrapparsi a questa vita, non rinuncio qui a pensare Ai sapori della terra che appartengono alla gente, con i loro processori, nichilismo e poi più niente. Io ti penso lungo e dritta, forse eri in una strada. Io ti penso dolce fiore ed inizio amica cara. Io non so cosa dire nella mia contraddizione, la tua fine è la mia vita, io ti scrivo un'emozione. Allora viva perché è degno del tuo nome, percepisco dentro il cuore i tuoi sogni e la passione. Allora vivo per chi ha voglia di cambiare, percepisco nel tuo cuore questa voglia tua d'amore. Show. 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 Percepisco dentro il cuore i tuoi sogni e la passione. Allora vivo per chi ha voglia di cambiare, percepisco nel tuo cuore questa voglia tua d'amore, percepisco nel tuo cuore questa voglia tua d'amore. Abbiamo sentito la canzone di Enrico Capuano, questo amico che voglio anche salutare, lui vive a Roma, ma è venuto qui in presenza tempo fa, mi ha lasciato questo CD con queste bellissime canzoni che lui scrive e canta, ma soprattutto per ricordare che fra poco sarà l'8 marzo. Io penso che non ho neanche il coraggio di chiamare la festa della donna, perché non sarà di sicuro una festa neppure quest'anno. Anche ieri e l'altro giorno, tutta la settimana, ma abbiamo iniziato col 1° gennaio ancora con femminicidi, stalking, di tutto e di più. Io veramente vorrei capire cosa sta succedendo a certi uomini, non a tutti, perché ce ne sono anche di bravi, bisogna dirlo, ma a certi uomini, soprattutto anche quell'uomo che avete sentito che è stato ucciso da quel minorenne, doppia vita, moglie, figli a casa, ma come si fa? Ma dove arrivano con la testa? Ma questi sono menti malate, ma come si può con una famiglia prostituirsi con un ragazzino, con un minore? Perché questa è la verità, quello è quello che è emerso, una cosa pazzesca. Pensate anche a questi bambini, questa moglie. Però parleremo di cose belle questa mattina e positive, perché abbiamo in presenza Gabriella Deon, presidente Comunità Sarti, Confartigianato Marca Trevigiana. Grazie Gabriella di essere qui. Guardate che bella che è Gabriella. Grazie perché Mirella. Parleremo di fiori d'arancio anche questa mattina, e buongiorno vero? a tutti i telespettatori. Grazie. Saluto anche
Marzio Favero, consigliere regionale Lega. Grazie Marzio Favero di essere qui con noi, parleremo anche di politica questa mattina, tanto il tema è attuale, perciò bisogna anche capire dove si vuole andare a parare, perché poi siamo noi che paghiamo le conseguenze di tanti litigi, sempre le fragilità. Allora inizierei proprio da Gabriella Deon. Allora, presidente comunità Sarti, passione? Sarti e stilisti, sì. Tanta? Da quando? Da piccola? Da piccola, ho cominciato da piccola, anche se non si intravedeva, però da piccola, perché sono molto meticolosa sul mio lavoro e si vedeva già da piccola, perché già sulle mie piccole cosine andavo a ritoccare le cuciture storte, tutti i fili che vedo io sono sempre là che taglio, guardo il dettaglio e malgrado ancora quasi dopo 30 anni di questa professione che mi piace, trovo i difetti sulle mie cose, mi metto sempre in discussione, insomma. Una creativa? Sì, un po' in tante cose, non solo in quello, e una curiosa anche di tante conoscenze, diciamo. Allora, questi fiori d'arancio, abbiamo parlato di femminicidi, abbiamo parlato di questi uomini, qualcuno, non sono molti, sì, però i numeri purtroppo fanno sentire che qualcosa non sta andando bene. Mentre abbiamo anche questa voglia di fiori d'arancio, di tenerezza, di coccole, soprattutto del bello, perché il matrimonio è la cosa più bella, un momento magico. Un sogno di ogni donna e anche gli uomini comunque. Sì. Anche per me. Sì. Infatti si tirano a lustro quel giorno, sono proprio impeccabili, non c'è niente fuori posto, perché anche loro ci tengono molto, come ci tengono adesso andare anche dall'estetista. Quasi direi che vedo più uomini che donne, cioè sta cambiando. In meglio però. A volte li vedo anche un po' esagerati, mi passi il termine, perché l'uomo deve essere uomo, ok? Anche se un po' ruspante, a volte. Un po' maschio. Un po' maschio, sì. Però è giusto che si curino anche loro, che si tengano, fa bene al proprio essere, diciamo, sia per la donna che per l'uomo. Allora sentiamo Marzio Favero, che di politica se ne intende, consigliere regionale della Lega. Ecco, l'uomo in politica sempre a posto, deve essere sempre in ordine, soprattutto però deve essere pronto a rispondere alla parola dei giornalisti. Ecco, a mio avviso, Favero, delle volte questo telefonino che a noi disturba molto, e magari dall'altra parte non c'è nessuno, ma capisci che magari non vuole essere disturbato, magari non sa cosa rispondere. Però io sono convinta, Favero, che sono stati eletti dal popolo. Il popolo li ha votati ed è giusto anche che se il popolo ha piacere di fare due chiacchiere con lui, come che avviene qui i sindaci. Il sindaco si ferma al bar, si ferma per la strada, se è un buon sindaco, ma io direi quasi tutti, o sindaca, perché ce ne sono bravissime. Quando inizia a salire la scala, lo vedo io quando chiamo o la segretaria chiama, fai fatica ad arrivare a certi livelli, si sentono degli onnipotenti e qua cade il pero. Dove io ho eccellenza dal professor Gerosa, al professor Garattini, a tantissimi proprio primari eccellenze, dove veramente addirittura si scusano con i registi, con le persone, con i telespettatori. Cioè c'è un modo diverso di porsi, eppure sono eccellenze. Cioè qua è l'etica anche, cosa c'è che non funziona? Come si fa a non capire che se prendi anche tutti quei soldi a merito di chi ti ha votato ed è giusto che tu dica quello che vuole sentire la persona che ti ha votato? Prego, Favero. Microfono. Fatto. Ecco. Per quanto mi riguarda, ho pure il piacere di fermarmi a parlare con i cittadini. Ricordo che vengo dall'esperienza di base, sono stato prima un consigliere comunale, poi sono stato consigliere provinciale, assessore alla cultura in provincia e quindi chiamato a parlare con moltissimi soggetti a livello territoriale, poi sindaco. E quando sei sindaco dedichi 12-14 ore al giorno ai tuoi cittadini, sabato e domenica comprese, ed è un retaggio che poi uno si porta anche in regione. Ma credo che molti politici abbiano questo tipo di disponibilità. Poi, per carità, qualcuno che magari perde il senso delle proporzioni c'è, ma quello è un fatto individuale. Penso che da noi in Veneto tendenzialmente buona parte dei politici conservi la passione per il rapporto col cittadino, anche perché è motivante, ti dà ragione per impegnarti quotidianamente. Forse, ma non sono d'accordo. Sì, c'è qualcuno che è molto disponibile, ma
come ripeto Favero, forse voi politici siete in un'altra dimensione. Io parlo da cittadino, dalla persona che chiama, che telefona, e purtroppo le cose non vanno come dice Favero, purtroppo, tanto è vero che si rivolgono a Sveglia Veneti perché non vengono ascoltate, allora devo chiamare il sindaco, i servizi sociali o l'assessore regionale. C'è qualcosa che si è rotto in questa catena magica che dovrebbe essere tutt'uno con quello che è il popolo che elegge e i politici che ci sono. Cosa ne pensa Gabriella? Sono d'accordissimo, il rapporto umano è molto importante, bisogna comunicare e essere disponibili, perché tutti noi cerchiamo, quando abbiamo di fronte qualcuno, di essere trattati come vorremmo essere trattati, ma allo stesso tempo dobbiamo noi per primi anche verso il prossimo essere empatici, sensibili. E una buona dose di empatia bisogna svilupparla, perché se non ci sono i rapporti umani cosa facciamo? Diventa tutto meccanico, tutto freddo. Io lo vedo almeno col mio lavoro che ho, con la clientela, perché che vai dall'estetista, che vai di qua, che vai di là, tutti quanti è un momento che ci vogliamo sentir bene, coccolati, devi uscire che ti senti bene, che vai fuori ricco in qualsiasi posto che vai, no? Che non vedi ora di Madonna, pesantezza e grigiore attorno ne abbiamo tutti i giorni, per cui a volte una parola, un tocco di empatia, entrare un po' nelle corde della persona aiuta molto, aiuta molto. Abbiamo Rinaldo da Venezia, vai Rinaldo, ciao. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Presidente dei Sarte, vi dico che avevo 2 sorelle, tutte e 2 sarte, ma lavoravano per le boutique, per le case di moda, e parlo degli anni 1950. Andando da un sarto, mi andavo a farmi i vestiti da un sarto, perché ne ho 80 anni, ma andando da un sarto è una roba stupenda, intanto ti consiglia, e ti toglie le misure, e ti va da se ti è roba, se ti è storto, insomma, ti va da un sarto, non sembra aspetta per te che ti va a ti misuri. Io sono 1,70 m, l'ho sempre 20 centimetri dei brani in più, ma è un'assurdità, faceva brani perché vede che non sono un gioco da 1,90 m, voglio dire, è esatto, è come è prezzo, perché ti senti bene, insomma, e ti mette posto, insomma. Va bene, comunque adesso va bene lo stesso. E dopo, alla Lega voglio dire, che mi votavo Lega, va bene, ma da quando che di Salvini non ne voto più, adesso vi spiego il perché. E la Lega Veneta che è una roba, Salvini che va in Lombardia, fa solo che anime a Lega. Adesso la Gacco è amico di Putin, che fa quello che fa. Ma dove siamo arrivati? Siamo veneti neanche. Salvini parla troppo di robe, dei affari suoi. Fa il ponte che quando fra poco non avremo neanche acqua perché non piove più. E montagne ne sono tutte. Metti in posto le regioni, metti in posto i sindaci, date più soldi perché chi che risolve i problemi? C'è i sindaci, giustamente come che dice anche Mirella. Uno va un problema, va dal sindaco. Al 110 doveva dare il sindaco in maniera che risolvesse i problemi. Le tocca dare sui diritti che ha la gente. Tutti vanno a mandare la carità, per via delle conoscenze, non c'è vero niente. Guarda quanta povera gente in carrozzera, che non ha l'ascensore, che tocca condannati a stare in casa. E le robe da mettere al posto queste non interessa del ponte di Messina. Giustamente quando che sarà la possibilità si fa anche a quello, o no? Io non ho le patenti, mi compro la macchina, e cosa che ne faccio? E lo stesso c'è il ponte, neanche a Rodi non avevo il ponte. Guarda quanti posti di lavoro che vengono persi col ponte, ma il fatto che Enave non porta più nessuno, gli viene tutti in macchina. E ora che cosa dico? 1.500 milioni di miliardi. Comunque bisogna mettere a posto la povera gente, e invece se anche i politici adesso, delle volte quando è comodo adesso che c'è votazione e chi si deve andare a rinego come il socio tutti quanti, perché i voti ne sarà pochetti, va bene. In Veneto, tutti democristiani,
Vabbè, tutti, perché non ne era uno che non era cristiano. E insieme con i Fratelli d'Italia, non è una vergogna che pur di stare qua a carriera ti unisci con loro. Qua in Veneto, che non vuole avere sui piavi, alla Treviso, cosa che vuoi, per i fascisti, che stai loro, colpa sua perché gli americani. Sì, ma non sta a fare un libro stamattina, Rinaldo, dai! No, va bene Mirella, buona domenica a te e ai tuoi ospiti. Grazie al nostro arrivederci. Rinaldo quando parte. Prego Marzio Favero, come commentiamo sia il nostra ospite, quello che ha detto la passione del cucito, dei figli, la passione della politica, e Rinaldo che ha fatto le riflessioni. Prego Marzio Favero. Per quanto riguarda l'attività sartoriale, ma io credo in generale l'attività artigianale, dovrebbe essere riscoperta e rivalutata anche sul piano culturale. Non dimentichiamo che il lavoro artigianale è un lavoro fatto su misura e che quindi tiene conto della individualità delle persone, che è unica e irriproducibile. Nessun prodotto standardizzato può competere con un prodotto artigianale, ma non è solo una relazione economica quella che si instaura tra un artigiano e una persona, un cliente, è anche prima di tutto una relazione umana che dà un significato anche al produrre, al comprare, al vendere. Purtroppo è una dimensione che abbiamo in qualche modo sminuito negli ultimi 30 anni anche sul piano dell'immagine formativa, con il risultato che la liceizzazione di molti studenti non è avvenuta in maniera felice. Molti anni fa un politico che io ritengo molto in gamba, Brocca, aveva proposto una riforma scolastica che proponeva di dare dignità a tutti gli indirizzi di istruzione secondaria, compresi quelli professionali. E credo che dovremmo ritornare a quella riforma che peraltro era stata concepita all'interno di un disegno politico federalista per consentire a ogni territorio di avere una formazione tarata sulle esigenze della propria comunità, cioè una formazione sartoriale, se mi permettete la metafora. Per quanto riguarda la politica da sempre è un'arte complessa, piena di contraddizioni, ma l'alternativa alla politica democratica, che è questo teatrino, qual è? L'esperienza del secolo scorso ci ha insegnato che è qualcosa di ben peggiore, no? È l'esperienza di totalitarismi che promettono ogni volta la risoluzione di tutti i problemi degli esseri umani e poi invece precipitano le società in situazioni disastrose. Allora, fa parte dell'esperienza della politica quello che fa parte anche della vita umana. Il momento alto, il momento basso, il momento glorioso, il momento tragicomico piuttosto che miserabile. Credo che i cittadini dovrebbero riavvicinarsi alla politica per un motivo. È inutile lamentarsi che i politici non operano con impegno se si divorzia dai politici. Alla fine vi sono politici, è vero, che hanno un'unica preoccupazione che è salvare la loro posizione. Ma questo quando succede? Quando c'è un decadimento complessivo degli ideali. Finché c'è un ideale uno arriva a sacrificarsi. Ma se cadono gli ideali cosa rimangono? Gli appetiti. Parliamoci francamente. Allora, se vogliamo avere una politica diversa dobbiamo ricostruire forse anche una tensione morale che abbiamo perso a livello di corpo sociale. Io ho 59 anni, quindi sono abbastanza vecchio per ricordarmi una stagione politica diversa in cui i politici si autorappresentavano come persone dedite al servizio della comunità, pronte a studiare per trovare delle soluzioni. Quando andavano in ferie si facevano riprendere con dei libri sul tavolo per dire che anche nei momenti di pausa comunque erano concentrati a riflettere sul bene comune. Oggi i politici quando vanno in ferie li vedi con gli sci d'acqua piuttosto che un mojito in mano, e così faccio anche un po' di autocritica come partito, no? Forse abbiamo bisogno tutti di ripensare alle meccaniche della nostra società. E questo vale anche per il tema, Mirella, con il quale hai aperto l'incontro di questa mattina, il tema della violenza sulle donne. Abbiamo assistito a molti dibattiti negli ultimi mesi, si è invocato il tema del patriarcato o di altre forme. Io credo che purtroppo la verità sia molto più semplice. Abbiamo demolito tutta una serie di regole sociali che costituiscono un catechon, un freno al comportamento umano, e quando togli i freni, quello che escono sono le inclinazioni buone o cattive.
purtroppo quelle cattive, se non hanno un freno, producono risultati terribili, come le pulsioni aggressive che hanno trovato sfogo in molte situazioni stanno dimostrando. Però c'è un però, Favero. Lei mi conosce da tanti anni, io conosco lei da tanti anni, sì. Quando ricordava la provincia di Treviso, che lei era assessore, io mi ricordo benissimo la disponibilità che aveva ad ascoltare, ma non è sempre così. Ma quello che mi rammarica è che non siamo migliorati. Noi come donne ci siamo rimboccate le maniche, abbiamo cercato di farvi capire a quelli che non capivano quali erano i problemi, le urgenze che avevamo. Ecco, questa donna che ancora nel 2024, lo dico tutte le mattine, ha lo stipendio facendo anche lo stesso lavoro diverso dall'uomo. Questa donna che da sola, perché molte sono separate, non riesce più a vivere con 1.000-1.200 euro al mese, ma se va tutto bene, quando un asilo costa 500 euro, una babysitter 700-800. Non trova spazi, non riesce a salire la scala, perché gli uomini li hanno sempre buttata giù, il maschio, l'uomo, il maschile, anche se io odio questa parola perché vorrei parlare di persone e non di dividerle in due categorie. Non la lascia salire. Nel momento che questa donna riesce a farsi sentire e là la fanno cadere, non c'è niente da fare, perché dà fastidio. E perché dà fastidio? Perché c'è l'invidia, ha sempre qualcuno che vuole, che ha paura che prenda il suo posto. C'è le segreterie politiche che non hanno tanto aiutato. Io sono dell'idea, Favero lo sa che dico quello che penso, che se non ci fossero state le quote rosa non ci saremmo neppure, oppure in maniera molto inferiore. Questa è la mia idea, Gabriella, però, e sono sicura che è così, Mirella, purtroppo. Basta vedere anche adesso quanti Mirella, uomini al governo. Prego, Favero. Allora, i due principali partiti in Italia in questo momento di governo e di opposizione sono guidati da due donne. Nei ranghi della pubblica amministrazione le donne si sono fatte largo in maniera importante, dimostrando peraltro ampiamente il loro valore. Nel mondo della scuola ormai l'80% degli insegnanti sono donne. Allora che abbiamo bisogno, soprattutto nella dimensione privata, di fare ancora passi in avanti importanti, senz'altro. Però dobbiamo guardare anche un aspetto positivo, non è che cambia il comportamento di un corpo sociale nel giro di 1 anno o 2 anni. Ci sono sistemi inerziali che richiedono per essere modificati sforzi che durano decenni. Io credo che le donne stiano dimostrando il loro valore in tutte le dimensioni e non ho dubbio che anche in politica, ma lo vedo in consiglio, nel giro di pochi anni avranno un ruolo determinante, spero assieme agli uomini, perché corriamo il rischio in alcune dimensioni di essere anche messi da parte. Ma Favero, i numeri sono numeri, non c'è niente da fare, non ci siamo, Favero. Io ho delle sindache bravissime e non guardo il colore politico, guardo proprio la persona, cosa ha seminato questa persona, cosa ha raccolto di voti. Una volta finito i mandati, ciao, vai, e va su una persona che non sai chi è, non sai neanche da dove cade, perché le segreterie hanno questo potere, forse hanno voluto troppi soldatini, adesso ne pagano le conseguenze, che basta vedere quanta disaffezione c'è al voto e questa la dice lunga. Gabriella, come interpretiamo allora i commenti che abbiamo fatto, che mi piace anche commentare e far capire l'importanza invece di dare spazio anche a questa figura femminile che forse se comandasse veramente lei, ma non come solo premia, ma ci fosse veramente una squadra anche di parlamentari che seguono quello che ho detto prima, forse non saremmo ancora così basse nella scala. Allora Prego. io dico sempre che ci vuole intelligenza del cuore, portare equilibrio e portare benessere e sicurezza al popolo, perché altrimenti non andiamo da nessuna parte e poi vediamo cosa succede. Questo si vede. E il tutto parte innanzitutto, io dico sempre, dalle famiglie. I figli bisogna seguirli dall'inizio, dargli dei principi, valori e non parcheggiarli lì perché devi andare a lavorare qua là. È vero che però anche lo Stato deve aiutare, perché altrimenti al giorno d'oggi 2 devi lavorare, se no non ce la fai. E i figli non tutti hanno la possibilità di pagarsi asili costosi, asili nido, babysitter, o hanno i nonni, per cui i figli vengono
anche parcheggiati lì. E questo è quello che succede poi nella società, e con queste violenze e tutto, non c'è più rispetto, non c'è più niente. Cioè Ma secondo Gabriella Deon, la politica, specialmente la politica femminile, perché abbiamo, come Sì, dice quello è vero, come ha Favero, le detto lei, parlamentari, che sì. dovrebbero darsi una mossa un po' più... Certo, cioè è inutile certo. che facciamo le panchine e poi le abbiamo anche viste se non c'è il dopo panchina. Esatto. Cioè mancano veramente quel supporto, che se ne frega della panchina se dopo non so dove chiamare, come Brava. aiutare. Ma a parte che io posso chiamare, ma bisogna che ci sia un sistema che poi intervenga, funzioni. no? Che mi richiamo e non ho più di tanto, e dai una volta, e dai due, e dai tre, perché la gente si demoralizza. Poi la donna, come dice lei, è forte da una parte anche, ma intutelata e insensibile, molto trascurata dall'altra. Cioè la donna porta la vita e va tutelata, cioè non puoi vedere determinate cose ogni giorno, no? Cioè io non voglio neanche più ascoltare i telegiornali, perché è un bollettino di guerra a volte, cioè mi demoralizzo e dico, ma io ho 2 figli maschi, come posso a casa mia, nel mio nucleo, con il buon esempio? Una frase brutta da dire, dico sempre ai miei figli: mi vi ho fatto, ma mi vedesse se fai certe cose, perché non ammetto la violenza, non ammetto la violenza psicologica, sti soprusi, non lo ammetto, io non lo ammetto. Come vede Gabriella invece la creatività nei giovani? Perché dicono i giovani non hanno voglia di fare niente, non sono creativi? Non è vero. No, io guardo a 360 gradi, non parlo solo del mio lavoro, anche di altre cose. Intanto parte tutto dalla scuola. Vanno stimolati, e anche il docente che c'è a scuola deve essere competente in tutto, anche sui laboratori, perché vedo anche nel mondo della sartoria, le scuole non puoi mettere in laboratori di sartoria un docente che ha studiato ma non ha la pratica, la manualità. Non glielo puoi far fare, perché poi vengono da noi sti ragazzi che devono dare gli esami e dare la maturità, e vedi cosa è successo nei 5 anni di laboratori. Nulla a togliere i docenti, per carità, massimo rispetto per me, però ognuno deve avere il suo ruolo, essere consapevole, avere la propria coscienza. Lì so fare, lì non so fare, vanno messo dentro delle persone che sanno. Allora questi ragazzi escono anche dalle scuole e hanno già le mani in pasta, hanno già una visione di lavoro, si appassionano, perché adesso al giorno d'oggi vedo che tutti i lavori manuali, cominciare all'elettricista, falegname, idraulico, cioè non trovi più nessuno che vuole fare queste cose qua, solo libri, ma tutti i laureati dove li mettiamo dopo? Sì, ho capito, ma anche forse è mancata quella formazione che doveva essere fatta, che non è colpa dei ragazzi, ma c'è qualcuno che non ha investito nella formazione. Favero, come commenta? Allora, commento in questo modo, perché poi dobbiamo essere anche franchi, perché altrimenti parliamo di principi che possono essere oggetto di 1000 speculazioni diverse. Allora, quando un corpo sociale cresce economicamente tende e pretende anche di emanciparsi socialmente. Oggi gli operai mandano i figli al liceo e lo fanno volentieri, se i professori dicono loro che ne hanno le qualità. E questo porta con sé un messaggio che è negativo, involontariamente, ma implicitamente c'è. Cioè che il lavoro manuale o il lavoro professionale appartengono a una fascia inferiore. Non dimentichiamo che l'Italia è un paese che, come struttura complessiva dell'organizzazione scolastica, è ancora fermo alla riforma di Gentile, la riforma a canne d'organo della scuola, i licei per la classe dirigente, poi gli istituti tecnici e per ultimi gli istituti professionali, tant'è che lo Stato degli istituti professionali si occupa assai marginalmente. Credo che per risolvere questi problemi, come dicevo prima, sarebbe stato opportuno portare avanti una riforma scolastica che era stata elaborata dai migliori menti di questo paese, che si chiamava riforma Brocca, e qualcuno non l'ha voluta proprio perché sarebbe passata con questa denominazione. Era una riforma che prevedeva paradossalmente la liceizzazione di tutti gli indirizzi scolastici, compresi quelli professionali, per dare dignità a tutti. E poi prevedeva un sistema di passerelle che consentisse di passare dall'uno all'altro istituto, perché dopo 1 anno o 2 alle scuole superiori può emergere che un ragazzo ha più attitudini per un'attività rispetto che a un'altra. Io credo che dovremmo ritornare lì e pensare a un modello scolastico dove all'attività manuale si dà quella dignità che oggi forse non è adeguatamente riconosciuta. Perché? Perché abbiamo forme di intelligenza diverse
E questa diversità è una ricchezza. E quindi il lavoro artigianale dovrebbe essere oggetto di una rivalutazione importante, anche sul piano sociale e culturale, altrimenti non ne usciamo fuori e le famiglie continueranno a preferire indirizzi diversi per i loro figli. Da notare una cosa comunque, perché poi ci si dimentica sempre di parametrare la nostra situazione con quella di altri paesi. L'Italia non è esattamente in testa alle graduatorie internazionali per numero di laureati. Oggi viviamo in un mondo complesso, estremamente complesso, ed è bene che i ragazzi abbiano una preparazione di base per interpretare i fenomeni che stanno accadendo. E quindi anche su questo una riflessione non pregiudicata da pregiudizi da una parte o dall'altra dovrebbe essere condotta. Sui giovani sono d'accordo con la sua ospite, sono una risorsa, non un problema. Non possiamo dire che i giovani sono un problema, intanto perché rispetto a noi adulti che diventiamo immodificabili con i nostri pregi e i nostri difetti, i ragazzi hanno una grande maleabilità e quando sono ben indirizzati sanno restituire la fiducia che si concede a loro in maniera straordinaria. Quindi non facciamo di ogni erba un fascio, come si suol dire, perché abbiamo dei giovani che sono veramente delle risorse straordinarie. Ed è vero questo, spero che qualcuno capisca, perché il messaggio che stava passando era che tutti spacciatori, delinquenti, nulla facenti, e invece spero che con questa trasmissione tutte le mattine poi ho lo stesso, ho dei docenti e anche dei ragazzi, perché oggi è sabato e riesco a averli anche in trasmissione, anzi che sentirete questa ragazza cosa vi racconterà. Allora andiamo a vedere proprio questo cambio generazionale che riguarda proprio i sarti e la sartoria, andiamo a vedere. Cambio di generazione, fra qualche anno la gente che deve andare in pensione non può andare in pensione perché non c'è più chi fa quel lavoro là. Un'arte, quella della sartoria, che rischia di scomparire se non si riuscirà ad investire sulle nuove generazioni. Quello del cambio generazionale, un nodo che pesa su molte attività artigianali, laboratori costretti a chiudere perché non ci sono giovani pronti a raccogliere il testimone. Per la presidente della comunità sarti e stilisti di Confartigianato ci si dovrebbe muovere su due direttrici per far appassionare i giovani a questa professione. Da un lato, come accadeva in passato, facendoli entrare nelle sartorie. Chi voleva imparare andava nelle sartorie, nei laboratori, periodo estivo, si metteva lì con buona volontà e così potevano imparare. Ma la burocrazia, spiega ancora la presidente, ostacola questa opportunità. Diventa fatica, cioè non è che qualsiasi ragazza della scuola può venire da me a imparare, perché magari ci vogliono determinati requisiti dell'ambiente, ci vuole questo, ci vuole quell'altro, e diventa più fatica. Portare i ragazzi nei laboratori e dall'altra fare entrare nelle scuole professionali i sarti. Nei laboratori, specialmente i laboratori nelle scuole, dentro in quelle ore lì dovrebbe entrare chi sa lavorare per insegnare veramente. Allora un alunno esce un po' formato. Pazienza, passione ed dedizione sono, conclude la Deon, fondamentali per fare questo lavoro e vanno insegnati ai giovani che invece oggi vorrebbero tutto e subito senza sacrificio. Bisogna trasmettere facendo vedere, toccare con mano come si fa un capo, come si fa un occhiello, come si fa un cartamodello, perché facendo vedere i giovani possono prendere passione e rimangono affascinati. Allora, Marzio Favero, come commenta queste parole, ascoltando la Presidente Gabriella Deon, questi giovani che vogliono tutto subito? Ma non è colpa loro, qualcuno li avrà pure abituati ad avere tutto e subito. Se iniziamo già con la paghetta a 6 anni, pensate poi a 18 dobbiamo dare il stipendio intero, no? Prego. Allora parlo da insegnante e racconto l'esperienza di alcuni miei colleghi che si trovano i genitori che magari arrivano con l'avvocato perché ha dato un brutto voto a mio figlio. Quando io ero ragazzino, un giorno ho preso una sberla dal mio maestro delle elementari, persona che ho amato tantissimo e che ho continuato a frequentare fino all'età di 40 anni, quando è scomparso. Quando sono tornato a casa e ho detto a mio padre che il maestro mi aveva tirato una sberla, mio padre mi ha risposto canonicamente: bene, 2 doveva dartene, perché c'era un rapporto di fiducia fra famiglie, corpo degli insegnanti, che era formidabile e costituiva una risorsa sul piano educativo.
Se invece subentrano le diffidenze sociali, si carica la scuola di funzioni che non dovrebbe avere, allora ecco che si creano quei cortocircuiti che portano ad avere un risultato educativo assai modesto. Purtroppo fra le agenzie educative oggi c'è la televisione, e la televisione, non sto parlando di telegiornali, sto parlando di tutta una serie di altri programmi, offrono modelli di vita che possiamo definire con termine démodé frivoli, dove la risposta alle esigenze deve essere immediata. È un modello sbagliato, dovremmo insegnare il modello del sacrificio, ecco un'altra parola che è scomparsa dal nostro vocabolario. Dovremmo far fare ai ragazzi esperienze che portano al risultato dopo un percorso che comunque magari ha delle sue complessità, perché nulla nella vita viene poi regalato. C'è sempre alle spalle un grande lavoro dietro un risultato importante, no? E quindi probabilmente c'è da rivedere un intero modello sociale, così come è da mettere in discussione uno strumento che portiamo appresso tutti, cioè questo, il cellulare, che sta modificando le modalità e la qualità del nostro modo di relazionarci con le altre persone. Un filosofo francese, Foucault, qualche anno fa, guardava con diffidenza le nuove tecniche di comunicazione perché privavano la comunicazione stessa di molti elementi legati all'uso del linguaggio corporeo. Stessa tesi sostenuta da Lyotard per uno studio condotto e finanziato dal governo canadese sui nuovi strumenti didattici, quelli informatici. Non dobbiamo dimenticare che il cellulare educa, lo smartphone più che il cellulare, educa a uno stile di apprendimento che è estremamente rapido e purtroppo però poco approfondito. Forse dovremmo restituire dignità a uno strumento antico come il libro, che obbliga un tipo di apprendimento sequenziale che comporta la fatica della lettura, della meditazione. Quindi sono molte le questioni sul tappeto, le semplificazioni sono sempre sbagliate, ma certo vi è una cosa da dire, che i ragazzi comunque hanno delle potenzialità straordinarie e noi dovremmo considerarli non un problema ma una risorsa prima di tutto sul piano umano e anche sul piano morale, perché io vedo che quando ai ragazzi si presentano sotto la luce giusta alcune situazioni anche di crisi che sono presenti nella società, scatta subito la dimensione empatica, la comprensione della sofferenza altrui, la voglia di impegnarsi per non essere soltanto degli atomi all'interno della società, ma per essere parte di un movimento che può correggere le storture e migliorare lo stato sociale. Però Favero, bisogna anche capire che bisogna fare chiarezza, perché ci sono docenti che dicono che non è così negativo avere questo smartphone o il computer, adoperare anche in classe questi strumenti, altri invece che sono contrari. Allora, siccome che il grigio non fa bene a nessuno, se ci fosse un po' di chiarezza anche in questo, capire se è proprio vale la pena di continuare ad avere in classe questi strumenti o se vale la pena di più ricominciare, come ha detto lei, a leggere sui libri, a studiare sui libri e vedere se le cose cambiano, perché finché si sta uno da una parte e uno dall'altra, uno dice una cosa, uno ne dice un'altra, loro che sono nel mezzo sguazzano. Pubblicità.
set my heart on fire. Filled me with love, made me a woman on clouds above. I couldn't get much higher. Tanto complimenti a Gabriella Deon, avete visto cosa crea, bellissimo, ma veramente... Dove nasce l'idea, ecco, quando sogni di notte, quando sei in mezzo alla natura? Non parliamo di notte perché a volte vado a letto e vado in meditazione e comincio a fantasticare, magari prendo spunto da un colore, da una pietra, dalla natura, da un fiore, ascolto le mie clienti, quando entrano, prima cosa entro in empatia, le lascio parlare, gli faccio gli infrarossi, io dico, perché la devi capire come si veste, come gesticola, cosa vuole, emotivamente come parla anche, lì cominci a capire un pochino. E poi o mi chiedono o consiglio, tante volte vengono lì, mi dicono di quello che hanno bisogno, però sono molto anche che dico subito direttamente no, perché cioè, devi stare dentro nei canoni del tuo essere, è inutile che tu vuoi strafare per farti vedere, poi quando esci si vede che non è parte di te, è una tua seconda pelle, per cui la cliente quando esce deve essere se stessa in tutto per tutto, io devo averla soddisfatta bene. Secondo te qual è il stilista che ti senti più vicino, quello che ti ha sempre attratto un po' di più? Coco Chanel. Una donna? Sì. Coco Chanel. Sì. Guardo, cioè, mi piace Valentino, mi piace Armani, mi piace tanti altri, però Coco Chanel. Dalla storia come è partita mi ci rivedo un po', che parti con niente, ti fai da sola, ti aggrappi con le onde. Riesci a liberare la donna con vestiti veramente che ti senti a tuo agio, mette la donna a proprio agio, toglie tante cose. Lavoro a 360 gradi, cioè non è che faccio solo un tipo, so far tutto. Per cui, perché ho voluto sapere far tutto, può essere il tailleur, l'abito da sera, l'abito da sposa e anche personalizzato sulla cliente. Per I giovani stilisti come li vedi? Devo correre perché ormai il tempo è già volato. Li vedo che dovrebbero stare un po' più coi piedi per terra. Allora, la moda che è arte, sì, la capisco che è giusto che uno esprima, però non fa parte del contesto di noi, il mondo della sartoria. Cioè, noi viviamo sulla quotidianità, per cui vestiamo le persone nella quotidianità, che uno deve stare bene, non è che lo puoi mandare fuori con strafanti, scusate. Le volte dici, ma cosa sia sta roba? Cioè, adesso, quando vedo certe sfilate mi metto le mani sui capelli e ho detto, ok, vogliamo fare arte, vogliamo fare scena, mi sta anche bene, però poi la realtà è tutta un'altra. E l'uomo come lo vedi? Mi dice dalla regia che sono curiosi di sapere come vestiresti l'uomo e se c'è qualche novità per l'uomo. Allora, a me l'uomo piace, come ho detto prima, con quel tono un po' ruspante, curato. Non metteresti mai la gonna all'uomo? Ma sei matta? Cioè, per carità. No, beh, l'abbiamo visto, non è che sono matta, allora, l'abbiamo visto. No, mi dispiace, sarò criticata, però io l'uomo è l'uomo, la donna è la donna, c'è poco da fare. No? Però la donna porta i pantaloni? Ma dipende come li porta, però per la praticità, perché il giorno d'oggi la donna deve essere veloce, spigliata, cioè ha tante mansioni da fare, per cui si mette anche i pantaloni. Io amo la donna elegante, comunque raffinata, perché una donna anche col pantalone può essere raffinata. Cioè. Però la vedi più col vestito, con in certe un bel circostanze, un bel tailleur può essere anche col pantalone, che sia sigaretta, che sia un pantalone morbido, largo, palazzo, cioè tutto l'insieme deve essere. Sta bene anche col pantalone, la femminilità non è pantalone o gonna, cioè è la persona come veste e che sia consapevole di com'è, non che voglia strafare. Sì, anche perché poi si nota, come hai detto tu, specialmente i tacchi, se una non sa camminare con i tacchi, meglio che metta le scarpe basse, perché veramente è una cosa veramente o che faccia un percorso di imparare a camminare con i tacchi. Allora, sentiamo invece Marzio Favero cos'è la moda in politica. Adesso che moda tira, Favero? Che moda abbiamo nel 2024 in politica? Molte divisioni, molto corto, molto lungo? 3/4, cosa c'è in politica che va per la maggiore adesso, secondo lei, da buon esperto? Guardate, io sono rovinato dalla mia formazione professionale, sono un filosofo e quindi quello che a me pare è questo, che siamo passati dal pensiero debole teorizzato da Gianni Vattimo, filosofo scomparso qualche mese fa,
che merita di essere ricordato, al pensiero corto della comunicazione su internet, sui social, che ha portato un impoverimento della capacità di riflessione politica terribile. Ripeto, io sono ormai vecchio, mi ricordo dei politici che si affacciavano alla televisione 50 anni fa, erano persone dotate di una preparazione personale notevole, molti erano anche docenti universitari, il livello del dibattito era altissimo. Oggi sembra quasi che la cultura sia diventata un disvalore per la politica, le riflessioni sono di una superficialità incredibile e la violazione del principio di non contraddizione teorizzato da Aristotele è quotidiana. Pensate solo a quanto hanno affermato i nostri politici principali a livello nazionale 2 anni fa e fatti i raffronti con quanto affermano adesso. Stanno rispettando le loro posizioni espresse 2 anni fa o le stanno contraddicendo? Per lo più le stanno contraddicendo e con una superficialità incredibile. Sembra quasi che la coerenza nelle riflessioni e nelle posizioni sia diventata un elemento di fastidio, di debolezza. Credo che la nostra politica dovrebbe riavvicinarsi a quella dimensione per la quale usiamo una parola che è una parola ombrello, che chiamiamo cultura, chiamiamola preparazione, che è fondamentale per affrontare e risolvere i problemi in maniera critica. Pensiamo solo a una moda, quella del green, no? Quella che ha portato con grande faciloneria a dire che bisogna transitare tutti alle auto elettriche, dimenticandoci che produrre auto elettriche significa inquinare, significa fare nuove estrazioni minerarie, ma che soprattutto ci sono decine di milioni di cittadini che non si possono permettere un investimento personale verso le auto elettriche. Il processo è giusto, la direzione è quella corretta, ma vanno costruite tempistiche che siano serie, non obbedire magari alle pressioni di industrie automobilistiche che vedono il mercato saturo e avvertono l'esigenza di sbrigarsi. È un po' strano quando l'ambientalismo si incontra con le esigenze del sistema capitalista, che di solito è un sistema rapace, che dell'ambiente non ha grandissimo rispetto. Pensiamo a altre questioni. La tragedia che sta vivendo l'Ucraina era una guerra evitabilissima. Un'Europa unita, forte, federale, avrebbe saputo interporsi fra le politiche della Russia e le politiche degli Stati Uniti, impedendo una tragedia che invece si sta consumando quotidianamente sotto i nostri occhi, anzi neanche più sotto i nostri occhi, perché ha stancato l'opinione pubblica e quindi oggi se ne parla pochissimo, messa nell'ombra da un'altra tragedia che è quella in Medio Oriente. Vedete, è questa superficialità nella riflessione della politica la cosa che più mi angoscia. Credo che quando si affrontano certi temi bisognerebbe avere la capacità, il coraggio di accettarne la complessità e pagare il prezzo che questo comporta. Cioè lo studio. Non si possono affrontare i problemi senza studiare, senza prepararsi. Senta Favero, siccome lei è un abile, l'esperienza artigianale della signora Gabriella il problema del terzo mandato, visto che siamo in chiusura. Noi abbiamo sentito Gian Antonio Darè, che perciò è un politico anche navigato, che ha detto 2 mandati sono più che sufficienti. Abbiamo sentito certi politici che dicevano 2 mandati sono sufficienti. Adesso sono cambiate le regole del gioco per qualcuno. Il sospetto è che nessuno voglia lasciare più la poltrona, specialmente la poltrona di Presidente della Regione. Lei da che parte sta, Favero? Allora, anche qui, se mi permetti Mirella, io sono sempre stato contrario al limite dei 2 mandati, quindi con coerenza torno a esprimere le mie idee. Noi abbiamo preso il modello americano del limite di 2 mandati, l'abbiamo scimmiottato e applicato malamente, perché ha senso il sistema del limite di 2 mandati se lo applichi a tutte le cariche, al consigliere comunale, al sindaco, al consigliere provinciale, al presidente della provincia, al consigliere regionale, al consigliere e via per arrivare al Parlamento, perché allora garantisce un automatismo per il rinnovo della classe politica, ma consenti anche alle forze politiche di preparare dei soggetti che devono affrontare questo tipo di traiettoria. Ma applicarla a solo 2 cariche, quella del sindaco e quella del presidente della regione, è del tutto insensato. Io penso ai comuni, anche medio, piccoli, dove è difficile trovare persone che si dedichino alla politica.
Ma perché un sindaco che ha fatto bene per 10 anni, si è comportato onestamente, ha dimostrato la sua capacità di lavorare per la comunità, dovrebbe andare a casa perché qualcuno gli ha messo il timbro, sei una mozzarella scaduta? Allora, o si adotta un sistema in maniera organica e lo si applica a livello nazionale per tutte le cariche politiche, allora la cosa, ripeto, avrebbe un senso, oppure semplicemente si riconosce che questo modello appartiene a una cultura diversa, che è quella americana, ma si dà la possibilità ai cittadini di scegliere chi li deve governare. Non dimentichiamo che aprire al terzo mandato non significa garantire al politico la possibilità di fare il terzo mandato, perché i cittadini nel frattempo potrebbero aver cambiato il giudizio su di lui. La parola comunque passa ai cittadini, e è il fatto che si preoccupino così tanto del ruolo dei presidenti della regione e dei sindaci, dei politici che vanno a Roma all'interno di listini bloccati dove le preferenze espresse ai cittadini non ci sono più, dovrebbe far riflettere ancora maggiormente sul fatto che sottrarre ai cittadini la possibilità di scegliere i loro politici è comunque un errore. Sentiamo come la pensa invece la Presidente della Comunità Sarti, che fa parte della Confartigianato Marca Trevigiana. Prego, Gabriella. Io sono d'accordo che se una persona fa il suo buon lavoro, secondo o terzo mandato, non ha importanza, purché venga portato ai cittadini l'equilibrio, che non passi di più da una parte e meno dell'altra, cioè togli da una parte per dare all'altra. Su tutte le cose ci vuole equilibrio, ma a me va bene anche il terzo mandato se la persona lavora bene, perché alla fine è il cittadino, cioè il popolo, che fa tutto l'insieme, non è solo chi lo governa. Io sono però anche dell'idea, e lo dico anche a Favero, che è vero che ci sono cariche e cariche, però ricordiamo che i presidenti della regione hanno un potere enorme. Non puoi paragonare il presidente della regione a un sindaco, certo, a un consigliere comunale, a un ministro, a un parlamentare, perché il vero potere, me lo diceva, sa chi questo Marzio Favero? Giampaolo Gobbo, che forse starà anche ascoltandoci. Il potere del presidente della regione è una cosa incredibilmente importante. Questo lo diceva Giampaolo Gobbo. Il ministro non ha niente a che vedere col presidente della regione. Detto questo, saluto i graditi ospiti, saluto Gabriella Deon, Presidente Comunità Sarti Confartigianato Marca Trevigiana, saluto anche Marzio Favero, consigliere regionale della Lega, coerente sempre con il suo pensiero, e questo va detto. Grazie di essere state con noi. Pubblicità. Buona giornata. Non passa l'emendamento presentato ancora a settembre dalle minoranze in regione con la richiesta di 100 milioni di euro per sostenere la continuità assistenziale e la ricettività nei centri di servizio a fronte di una costante crescita della popolazione anziana e non autosufficiente. E arriva una dura reazione da parte dell'URIPA, l'Unione Regionale Istituti per Anziani, per voce del suo presidente Roberto Volpe, che invita ancora una volta ad alzare il tiro su una questione che dovrebbe ricoprire, dice, un ruolo apicale per il governo centrale. Qui la politica deve darsi veramente una mossa. Il tema della non autosufficienza non assistibile a domicilio deve diventare uno dei punti dell'agenda di governo. I numeri parlano da soli, le difficoltà che vivono oggi le strutture in carenza di personale, con una domanda in costante aumento, il fatto che siamo diventati di fatto delle geriatrie, delle lungodegenze, degli hospice, in qualche momento sfioriamo anche il fatto di essere dei piccoli reparti psichiatrici, credo debba rendere tutti più responsabili. Quindi oggi prendiamo atto che c'è stato un confronto politico in sede di Consiglio regionale, però sottolineo, finché questo non diventa un punto fermo nell'agenda di governo non andremo da nessuna parte, continueremo questo chiacchiericcio regionale che non serve a nessuno. Saluto e ringrazio Roberto Volpe, che è collegato da Valdagno, Presidente Unione Regionale Istituti per Anziani
Grazie veramente Presidente di essere qui. Allora, si è riascoltato, cosa ne pensa? Abbiamo sentito anche un politico prima, ma la politica è così vicina sì ai bisogni delle persone, specialmente delle fragilità, dei nostri diversamente giovani. Ecco, eravamo nel 2023, siamo nel 2024. Secondo lei come si è aperto questo 2024 proprio per le fragilità, questi scrigni d'oro che abbiamo, questi centenari meravigliosi? Prego. A mio avviso si apre male come si è chiuso il 2023, nel senso che ancora una volta, come dicevo nel servizio che avete appena mandato in onda, e colgo l'occasione anche per salutare lei e le sue telespettatrici e telespettatori, questo tema continua a essere messo come la polvere sotto il tappeto. Cioè, qui non serve fare tanti ragionamenti, non servono formule matematiche, qui basta semplicemente quella che alle scuole elementari si chiamava aritmetica. In Italia oggi ci sono 4.200.000 ultraottantenni che saranno 8 milioni nel 2050. In Veneto oggi sono 3 milioni e 8 e nel 2050 saranno oltre 6 milioni e 6 gli ultraottantenni. Quindi non capire che la problematica degli anziani deve essere messa prioritariamente nell'agenda dei governi regionali e nazionali è un prezzo che pagheremo carissimo. Vede, quando io sento il dibattito seguito di Cortina, dove si impegneranno 70-80 milioni di euro, non lo so, poi qualcuno dirà ma non sono soldi nostri, è difficile spiegare ai cittadini che si trovano 80 milioni di euro per la pista da bob e non si trovano 1.000 euro per le strutture residenziali che hanno bisogno anche di grandi ristrutturazioni, di grandi sistemazioni per adeguarsi alla popolazione anziana non autosufficiente che ci travolgerà nei prossimi anni. In secondo luogo, dentro a questo contenitore di un paese che invecchia, se lei vede anche le notizie dei giornali di oggi, cosa sta avvenendo? Sta avvenendo anche che fenomeni drammatici rispetto anche a tutta quella popolazione anziana che vive sola in età avanzata. Oggi in Veneto ci sono 205.000 anziani ultraottantenni che vivono da soli. Avete visto anche nella stampa di stamattina nel Bassanese la truffa a carico di un anziano con finti operatori del gas. Abbiamo visto un'anziana rapita da una struttura residenziale di Asiago e portata in Sicilia e fatta morire, uso questo termine volutamente, facendogli mangiare cose che non poteva mangiare per un'eredità di 1 milione di euro. Tutti fenomeni questi che ci fanno capire che dentro al tema dell'invecchiamento della popolazione le problematiche sono tantissime ed è incredibile che non ci sia mai un dibattito, mai un rappresentante politico, ma mai un rappresentante sindacale anche importante, mai nessuno che affronti questo tema, che ripeto, io avrò un osservatorio particolare, ma guardate che è drammatico. Io non so quante sono le famiglie in collegamento in questo momento che sono disperate perché hanno l'anziano a casa in condizioni di non autosufficienza, magari malato di Alzheimer, che non trovano una risposta nelle strutture residenziali, e questo è in crescita ogni giorno. Io passo le giornate a rispondere al telefono di gente che nemmeno conosco, che mi chiama disperata se trovo un posto letto in qualsiasi angolo del Veneto. Non è possibile. Non è possibile continuare così, a prescindere dalle schermaglie sui soldi o meno. Tiranno e devo farle anche diverse domande, vedere anche dei servizi. Ma questi politici, è qua che non mi torna il conto, avranno pur famiglia. Cioè erano persone che qualcuno è partito anche da consigliere comunale, normalissimo, poi ha fatto una strada particolare, ma la storia è storia, avranno pur famiglia, genitori, nonni, suoceri, familiari che hanno o avranno bisogno o hanno avuto bisogno di essere aiutati, di essere supportati. È qua che non riesco a capire. Non è che col Dio denaro
riesci sempre ad ottenere. Il problema è che qua in Italia, Presidente, lo dico io, se fai parte di certi giri puoi tranquillamente stare tranquillo che il posto lo trovi. Presidente, mi dispiace dirlo, ma funziona così. Sono d'accordo con lei. Ecco, non sono i soldi, è l'amicizia che tu hai. Se fai parte dei cerchi magici ristretti, perciò non c'è problema di trovare il posto a tuo figlio, non c'è problema di trovare il posto a tuo nonno, al tuo familiare, ma non può continuare così, perché come dice lei, c'è una denatalità che fa spavento, ma c'è ancora quello che fa più spavento, una popolazione diversamente giovane che sta invecchiando con un percorso difficilissimo che non meritano. Perché, e lo dico tutte le mattine, Presidente Volpe, che se siamo diventati così bravi è merito di questa gente che ha lavorato tantissimo, che ha sacrificato tantissimo e hanno 500 euro di pensione, non riescono neppure ad accedere a certe agevolazioni che dovrebbero assolutamente avere. Eppure anche i nostri politici, i nostri qua, non sentono. Non sentono. Avete sentito, io ho rimarcato questo prima, nessun presidente della regione vuole andare via, nessuno, né di centro né di destra né di sinistra, tutti d'accordo. Perché ho detto prima, voi non avete idea, ascoltate quello che dice anche la Mirella e ascoltate anche i politici. Questi hanno un potere talmente enorme, ma talmente enorme, e valanghe di soldi da gestire che voi non immaginate neppure. Perché non vogliono andare via da quella poltrona? Ci sarà un motivo. Presidente, lei come lo legge? Questo prima dicevano il secondo mandato va benissimo, adesso tutti vogliono fare il terzo, il quarto, il quinto, ma sono bravi. Ma quanti bravi ce ne sono che magari non si sa neppure? Proviamoli almeno. Prego. Su questo tema io sono assolutamente d'accordo sul fatto che ci debba essere comunque un ricambio, e mi pare che anche il dibattito oggi nazionale sulla proposta di legge del Premier vada in questa direzione. Quindi mi pare che la bozza di legge nazionale sul Premier prevede il limite di mandato. Poi è vero, la realtà è diversa tra ruoli importanti e i sindaci dei piccoli comuni. Credo che uno sia un ruolo di governo, l'altro, quello dei piccoli comuni e dei sindaci, credo sia un sacrificio. Andrebbero premiati quelli che oggi hanno il coraggio di candidarsi a sindaci dei piccoli comuni, anche perché con i numeri che ho detto prima probabilmente potrebbero anche cambiare intestazione, cioè saranno assistenti sociali nei territori più che sindaci, perché il tema della vecchiaia sarà un tema che travolge tutte le comunità. Poi vede, c'è un altro aspetto che secondo me è maturato nella gente, che non c'è più lo spirito di comunità di una volta. Oggi il problema degli anziani viene a galla in una famiglia, in una comunità. Quando il problema c'è, non c'è più la cultura di pensare a politiche per il domani. De Gasperi diceva: i politici pensano alle prossime elezioni, gli statisti alle future generazioni. Ecco, io, se mi permette, non vedo grandi statisti all'orizzonte. Oggi c'è un sistema politico che guarda alla quotidianità e al consenso oggi per domani. Ma sul tema anziani, ripeto, sarà drammatico, è come il tema del clima, per carità, ma i numeri ci travolgeranno. Guardi che lei, tra qualche anno, le sue trasmissioni, io non dico che saranno dedicate solo a questi temi, ma vi arriveranno segnalazioni di disperazione di interi nuclei familiari. Considerate che poi arriveranno vecchi, la generazione dei boomer. I boomer sono per loro natura delle persone che hanno fatto un percorso di vita spesso sole, che non hanno famiglia, e noi continuiamo a vendere il servizio domiciliare come la soluzione di tutti i problemi, che non è vero. Se poi pensiamo alla crisi del mondo del lavoro, noi non abbiamo operatori, non abbiamo infermieri, non abbiamo medici. Guardi, io lo dico con grande rammarico, ma tra qualche anno probabilmente non ci sarà neanche il dibattito sull'eutanasia. Lo troveremo scritto in una norma dei LEA piuttosto che in qualche documento burocratico, perché questo sarà il dramma di questo paese. Guardate che quando la lampadina della non autosufficienza si accende su una famiglia è il disastro per quella famiglia, soprattutto se magari questo anziano ha solo un figlio
che dalla sera alla mattina si trova l'anziano dimesso dall'ospedale, deve rinunciare al lavoro, deve rinunciare a tutto, badanti non ce ne sono, quindi è un sistema che se qualcuno non decide di metterlo prioritario nell'agenda di governo, travolgerà le nostre comunità in modo drammatico. Presidente Volpe, cos'è che la preoccupa di più? Perché voi quando vi sedete a questi tavoli di concertazione, così si chiamano, che vi confrontate, cos'è che sente? Lei che tocca con mano tutti i giorni le problematiche, ma problematiche serie, importanti, anche etiche. Cosa riscontra nella politica quando lei proprio dibatte questi temi così importanti e così etici? Ne prendiamo atto, sì, siamo d'accordo con quello che ci state dicendo, adesso ci lavoriamo e ci risentiamo la prossima volta. Avete capito? Questa è la risposta. Passano il cerino? No, non lo accendono neanche il cerino. No, passano il cerino a quello che sarà superiore a quello che è seduto al tavolo con voi e che questo cerino poi ripasserà a voi. Ma quello che mi preoccupa, Presidente, è che forse questo, come dice lei, quando arriverà questa valanga umana che dovrà qualcuno dare risposte, come la metteremo? Perché allora cosa succederà secondo lei? Perché come dice lei, guardate che fra poco succederà questo, i numeri sono numeri e da qua non si scappa, è inutile che andiamo in cerca di Piero Perso e dise qua. Cioè, cosa succederà secondo lei se questa politica non riuscirà a capire di investire sulle cose che servono e non sulle cose che servono a pochi, soprattutto ai VIP, ai milionari, ai miliardari, chi ne ha più ne metta? Prego. Ma io credo che quello sarà il momento in cui, come in questo paese si è sempre fatto, si correrà all'emergenza. Per cui che tipo di emergenza non lo so, io le dico solo che un paese che ha un PNRR che supera i 200 miliardi non è stato messo un euro nell'ambito della non autosufficienza parlando di strutture residenziali. Si è investito qualcosa sul domiciliare, ma è incredibile che il secondo paese al mondo non abbia visto all'interno del PNRR nessuna risorsa per le RSA, quando invece vediamo che nel PNRR ci sono delle somme destinate a delle cose che non sono delle priorità ma assolutamente inutili. Quindi lei mi sta facendo una domanda in cui io sinceramente ho i brividi a risponderle, perché il grande timore è quello che noi vedremo crescere anche episodi drammatici. Guardi, io l'altro giorno ho ricevuto una telefonata proprio dal vostro territorio di una professionista che ha la mamma a casa malata di Alzheimer. Lei mi ha detto, persona di cultura, preparata, mi ha detto: Volpe, io sono disperata, questa notte ho veramente pensato di sopprimere mia mamma perché non posso stare sveglia 5 ore per notti, aspettare che arrivi la badante al mattino e poi alla sera non avere più vita perché devo fare una notte in bianco. Ecco, se la politica capisse, entrasse veramente dentro ai problemi della gente, ma lei si pensi il personale, ma lei si pensi, avendo anche tutte le risorse disponibili che ci potrebbero essere dalla caccia al tesoro dei prossimi anni, se non investiamo anche nelle professioni, non ce la faremo. Noi dobbiamo andare nei paesi terzi a prendere persone, professionisti, perché qui non ce ne sono più. Stiamo pagando l'inverno demografico, non ci sono operatori, infermieri, bagnini, medici, ma lo sapevamo. Quando vedevamo che non nascevano i ragazzi e le ragazze negli anni 2000, dovevamo proiettarci in una logica che in questi anni non avremmo avuto forza lavoro. Ma ripeto, noi siamo entrati in un circuito in cui la politica non sa leggere oltre l'oggi e il domani, non ha una proiezione neanche di 2, 3, 4, 5 anni. Senta, Presidente Volpe, ma è tutta colpa del governo o anche delle regioni che non investono in questo? Perché io ho avuto anche il presidente dell'ISRA di Treviso, il direttore dell'ISRA di Treviso, il dottor Giorgio Pavan, che lui veramente premeva molto sulla regione Veneto. Prego. Sì, ma come le dicevo prima, premiamo sulla regione perché è il primo soggetto che abbiamo vicino, ma a sua volta bisogna anche che le regioni premano sullo Stato. Cioè, io
non ho mica il numero di telefono dei ministri, mi permetta, ma qualcun altro in regione avrà pure il numero di telefono dei ministri. Esiste Commissione Salute a livello nazionale, cioè il tema degli anziani non è un tema veneto, è un tema nazionale, e guardate che soprattutto nel meridione lo travolgerà, perché qui da noi un po' di sistema c'è, ma nel meridione, quando arriverà la non autosufficienza, arriverà con il peso che portano i numeri, lì non ci sono neanche strutture. Guardate che questo problema è il problema, sarà il problema, e continuiamo. Dopo è chiaro, il soggetto più vicino a noi è il sindaco, poi la regione, poi le ULS, e siamo abituati a parlare col dirimpettaio. Il tema è che bisogna che questa voce venga amplificata nelle sedi opportune. La conferenza nazionale delle regioni, che è un organismo importante, possibile che non affronti mai per una seduta il tema della loro popolazione che invecchia? Ecco, il mio timore è che è un problema talmente grande che tutti se ne lavano le mani, e qualche volta mi sono anche sentito dire, beh, insomma, Volpe, se lei è un problema che arriverà tra 5 anni, se ne occuperà l'assessore piuttosto che il ministro tra 5 anni. Capite bene che se di fronte a me ho un interlocutore di questo tipo, sono disarmato, perché oggi noi stiamo pagando il prezzo di assenze di politiche da 20 anni, e ricordiamoci che se non agiamo, e siamo già in ritardo, tra 10 anni si dirà che era colpa di quelli di 10 anni fa, che sono quelli di adesso. Cioè la politica continua a declinare sempre la responsabilità in capo a chi c'era prima, dimenticando che un giorno questa politica di oggi è quella che c'era prima. Però a quel punto, come diceva lei, ci sarà totale disinteresse, io sono fuori dal circuito, quello che ho fatto, sarà il problema di chi viene. Poi c'è anche un problema di comunità, cioè noi non siamo più abituati a farci carico nelle comunità dei problemi delle comunità. Come le dicevo prima, oggi il problema dell'anziano, della persona disabile, lei si pensi anche al tema della disabilità, degli anziani, dei disabili che oggi hanno un'aspettativa di vita molto più alta di quella di una volta, e i genitori di questi ragazzi che li accudiscono poi hanno il problema del dopo di noi. Sono tutti temi etici che la politica dovrebbe comunque affrontare, dibattere. Poi le soluzioni non le ha Roberto Volpe, non le ha le soluzioni, ma se mai iniziamo ad affrontare il problema non metteremo neanche mai a terra un minimo di progettualità. Ripeto, io sono indignato nel vedere un PNRR che non ha destinato un centesimo alle residenze per anziani. Ma è mai possibile? Allora Volpe, Presidente, allora le presento Stefano De Pieri, che è arrivato in questo momento, sindaco di Chiarano, primo mandato Lega. Buongiorno Sindaco. Buongiorno. Ecco, stavamo ascoltando Roberto Volpe, che è Presidente Unione Regionale Istituti per Anziani, che non è preoccupato, è disperato, perché veramente se non si mette veramente mano al portafoglio e si investe su queste realtà non ce ne sarà per nessuno, sarà una realtà drammatica. Come commenta Sindaco? Anche perché voi siete in prima linea su questo, eh? Sì, certo, gli enti locali sono sempre in prima linea ed è un tema ovviamente sensibile. Sfortunatamente non dipende soltanto da noi, ma ovviamente dalla progettazione strutturale a livelli superiori, quindi alla conferenza dei sindaci e quindi poi a livello anche regionale. Noi facciamo il possibile per comunque, anche per orare molte volte la possibilità di realizzare residenze per anziani e comunque favorire lo sviluppo di questi centri. Però, diceva il Presidente Volpe, anche i presidenti della regione dovrebbero premere di più sui ministri e voi sindaci dovrete premere di più sulla regione, perché è là che si gioca il tutto. Ma questo non viene fatto, siete tiepidi, tutti tiepidi sono. Invece qua c'è un sistema che è ardente, che veramente sta collassando, è nell'indifferenza totale, perché quelli che hanno poi i problemi sono i familiari, che hanno questi anziani a casa che non riescono a collocarli perché non c'è posto, non ci sono strutture, le badanti costano una cifra incredibile e poi trovarle, cioè c'è qualcosa che non lega. Come vede la situazione? Lei fa parte anche di un partito importante che è anche il governo. Assolutamente. Forse più che disinteresse della parte politica, sicuramente c'è stato un non allineamento dei fabbisogni nel tempo. Abbiamo avuto periodi ovviamente
dove comunque i posti per anziani nelle case di riposo c'erano e non erano occupati perché per varie vicissitudini, dopodiché abbiamo avuto il riempimento e non si è programmato nel futuro la realizzazione di una nuova struttura. Ovviamente realizzare una nuova struttura, una casa per anziani non è un costo da poco, che di solito non si può sobbarcare ovviamente l'ente locale in primis. È vero che il partenariato pubblico-privato, specialmente in questo caso, è fondamentale. Forse bisognerebbe fare un ragionamento molto più ampio, ovviamente anche a livello di regione, per fare in modo che le energie anche private possano in questo caso intervenire. Non si tratta di demandare la sanità in questo caso al privato, ma garantire quei servizi che comunque a costi sostenibili possono essere dati anche da soggetti terzi. Presidente Volpe, a lei la parola. Come commenta le parole di Stefano De Piedi, sindaco di Chiarano? Io ho una visione totalmente diversa, nel senso che la ricerca del partenariato pubblico-privato poi si ribalta su dei costi a carico delle famiglie che sono spaventosi. Al sindaco mi piacerebbe fare la domanda se lei trova giusto che nel PNRR, dove si sono investiti oltre 200 miliardi in questo paese, non ci sia una riga dedicata al potenziamento della residenzialità per anziani. Fermo restando che, ripeto, si possono costruire tutte le strutture residenziali del mondo, ne possiamo trasformare dei 32.588 posti letto, possiamo portarli a 50.000 in questa regione, ammesso che ci sia, non lo so, che vinciamo il Super Enalotto, ma non saremo in grado di accogliere un ospite perché personale non ce n'è. Sto dicendo, è un concatenarsi di problemi, è una tempesta perfetta. Noi potremmo avere tutte le strutture del mondo, non abbiamo investito niente nel personale. Questo è un paese che non ha un liceo sociosanitario, non ha un liceo sociosanitario, che ce l'hanno paesi che rispetto a noi sono culturalmente indietro di 20 anni, ma hanno capito che c'è questo tipo di fabbisogno. Io è 20 anni che chiedo ai governi che si sono succeduti: facciamo un liceo sociosanitario, intercettiamo i giovani, incanaliamolo verso le professioni sanitarie. Oggi cosa abbiamo nel territorio? Gli istituti tecnici dei servizi sociali, che sapete cosa producono? Alla fine di 5 anni di scuola, questi ragazzi non possono neanche fare gli operatori sociosanitari, devono rifare il percorso attraverso un corso di formazione di altre 1000 ore. Ma è possibile che questo paese la colpa sia sempre degli altri e che ci si trovi sempre di fronte a situazioni di questo tipo? I numeri, la matematica, ho detto prima usando un termine molto più chiaro, l'aritmetica ci diceva che oggi saremmo arrivati a questo punto. L'aritmetica ci dice che ci sono in questa regione già oggi oltre 205.000 anziani che vivono da soli nei nostri territori e noi non sappiamo neanche dove sono questi anziani. Lo ripeto, siamo bravissimi, censiamo tutto, ma ogni sindaco in questa regione non sa come è la situazione dell'anziano che è solo a domicilio. Una delle cose da fare prioritaria è fare il censimento degli anziani soli, perché guardate che noi oggi dovremmo lavorare in termini di prevenzione della non autosufficienza al massimo della forza, perché se lasciamo la situazione così, la non autosufficienza ci travolgerà. Lo dicevo prima, guardate che arriveremo al punto in cui gli anziani li troveremo, e vediamo che questi episodi ormai non sono singoli, li troveremo morti a casa. Ma noi, ripeto, siamo una società che è totalmente disinteressata ai problemi fino a quando il problema non ce l'abbiamo. E allora nel momento in cui abbiamo il problema, tutti che si allertano, tutti che si chiamano, tutti che si preoccupano. Dobbiamo cominciare a fare una politica dal livello locale a livello nazionale, che sia una politica che guarda in là nel tempo. L'ho detto prima, da 3 milioni e 8 che sono gli ultra ottantenni oggi in questa regione, arriveremo a 6 milioni e mezzo nel 2050, che è domani. Ogni anno in questa Adriana regione... da Padova, Presidente, perché già che funziona il centralino andiamo. Vai Adriana! No, sono Sandra. Sandra, ecco. Da Padova. Prego Sandra. Buongiorno agli ospiti. Sono d'accordo con il Presidente perché io ho avuto mia mamma, 4 anni fa purtroppo è deceduta, a 93 anni, era allettata
io, come ho già detto una volta che sono intervenuta sullo stesso argomento, io devo solo ringraziare la casa di riposo di Padova, che non è privata, però piano. Io vedevo che c'erano dei ragazzi che venivano là a lavorare come off, però poi li vedevi 2 mesi e poi basta. Allora, io mi chiedo, come ha detto il Presidente, bisogna, sto PNR, scusatemi, ha ragione, perché però i discorsi che fanno anche televisioni, politici, giornali, continuano a dire che saremo più anziani perché abbiamo i centenari e che qua e che su e che giù, però piano. Allora cosa dicono di risposta? Bisognerà portare l'Africa, bisognerà fare dei corsi. Allora io dico, tiriamo su un attimo questi ragazzi, come ha detto sto liceo sanitario, perché se dopo 5 anni uno non ha modo di lavorare o deve fare dei corsi, che vuol dire tempo, soldi, perché anche se sono della regione che non si paga niente, però sono sempre perdite di tempo, quando giustamente ci vorrebbero delle scuole che preparano queste persone. Poi volevo dire un'altra cosa, io ho sentito ancora anni fa che un direttore dell'RSA prende 200 e rotti mila euro all'anno. Allora io non la... No, ho sentito, no. Sì, ma non dite le cose che sentite se non siano certi, perché sennò si fa confusione su confusione. Se avete notizie certe non cominciamo a fare, sennò non ne andiamo fuori. Sandra, devo chiudere perché è arrivato anche in ritardo il sindaco, se no non riesce a parlare. Comunque sei stata chiara, ti ringrazio della riflessione che hai fatto. Allora, sindaco, come commentiamo? Perché allora, veramente è un momento drammatico. Come prima risposta al Presidente Volpe, ovviamente sono anch'io d'accordo che sia stato un peccato che non ci siano fondi del PNRR per le strutture sociosanitarie, perché sono fondamentali. Potrei anche dire che forse anche il super 110%, se voleva dare comunque un volano tecnico all'edilizia, l'edilizia si sfaccetta in mille rivoli, quindi poteva essere dato anche per realizzare strutture come ad esempio case popolari o edilizia popolare meglio, o anche le carceri, perché poi tutto sommato noi diciamo che vogliamo i delinquenti in galera, però poi li lasciamo liberi perché posto non ce n'è, quindi dobbiamo anche decidere che cosa fare. Dal punto di vista del personale ha perfettamente ragione, ma anche gli enti locali si trovano malissimo, perché comunque una politica, adesso perché devo dire di qualche anno fa, che voleva risolvere il problema temporaneamente della spesa, per cui non si assume più, ovvero avevamo quel vincolo che ogni 5 persone che andavano in pensione poteva essere assunta una nuova leva, e ci ritroviamo adesso con carenza di personale. Abbiamo perso, ma non soltanto perché comunque il personale, le persone non vogliono più venire a lavorare negli enti pubblici perché trovano comunque qualcos'altro di meglio, di più remunerativo. Stiamo perdendo proprio anche la cultura tecnica e impiegatizia nella pubblica amministrazione, sicuramente stiamo perdendo anche nella sanità. Da un altro punto di vista mi sentirei di dire che comunque non basta aprire ai licei, comunque forse anche un cambio di cultura, perché se ai ragazzi o a noi stessi non insegniamo che comunque la socialità, il rendersi partecipe dei più bisognosi fa parte della vita, si possono creare tante strutture, ma se poi non c'è volontà di perseguire, troveremo sempre una cosa è il lavoro, una cosa è la dedizione, una cosa è anche la missione. Si parla ad esempio del lavoro degli insegnanti, che è una missione, e si dimentica che anche... Noi ne abbiamo uno, così sentiremo nella terza parte. Prego, sindaco. E quindi si dimentica che anche gli infermieri, i medici e tutto il personale che lavora in quelle strutture lo concepisce come missione. Per fortuna ancora che lo concepisce ancora come missione, perché altrimenti sarebbe un lavoro fine a se stesso. Allora, sindaco, adesso io lo dico anche al presidente che abbiamo, Roberto Volpe, io ho un dubbio, adesso le spiego.
Allora, a parte che penso che sono stata la prima, parlo forse anche di 5-6 anni fa, che dicevo che era utile ed era il tempo di iniziare a fare il censimento delle persone per vedere cosa c'è e che bisogni ci sono nel territorio, ma naturalmente entra da una parte, esce dall'altra. Poi abbiamo più di 6.500 associazioni di volontariato. Perciò tutti un fiore all'occhiello, questo Veneto. Ma chi se ne frega di avere 6.500 associazioni di volontariato che tutti fanno tutto e non riusciamo ad arrivare ad aiutare l'anziano perché non sappiamo, come dice il Presidente Volpe, che esiste, dove vive, quali sono i bisogni. Qui dobbiamo anche capire chi fa cosa. Qui non possiamo dire tutti facciamo volontariato e facciamo tutto, perché alla fine non si fa niente. È come il cane di tanti padroni che muore di fame. Questo sta avvenendo. Eppure abbiamo delle associazioni importantissime, anche remunerate molto bene, che potrebbero essere di supporto, visto come siamo presi con i servizi sociali che il venerdì all'1 chiudono tutto, perché questa è la verità, e fino a lunedì ciao, però non si fa questo, perché ci sono i campanili, perché ci sono le invidie, perché tutti vogliono fare tutto. No, dobbiamo capire tu chi sei, cosa fai, dove puoi aiutare su questo territorio, perché noi abbiamo associazioni che hanno mezzi per andare a prendere gli anziani, portarli, però non si capisce bene com'è gestita sta cosa, perché al tavolo di concertazione le piccole associazioni, quelli che veramente danno, sono mai invitate. Sono invitate sempre gli stessi, comunque sempre quelli. Siccome io li ho qua, sindaco, e lo dico anche al Presidente Volpe, sarebbe ora che anche voi come sindaci cominciate a capire cosa c'è nel territorio, chi dovete supportare e chi fa cosa. Perché, ripeto, se tutti facciamo tutto, non si va da nessuna parte. Prego Volpe, cosa dice? Poi sentiamo anche il sindaco. Ma sono d'accordo con lei, oggi da noi il volontariato ci dà un aiuto importante, anche se lo vediamo nettamente in calo, perché molte delle persone che oggi possono fare volontariato cominciano ad avere anche altri tipi di impegni. Penso a tutti i pensionati, spesso si devono occupare anche dei nipoti, hanno le loro problematiche e poi è sempre più complessa l'attività all'interno di una RSA. Voi non dimenticate che noi oggi siamo una geriatria e una lungodegenza. Forse la gente non sa, il 70% degli ospiti che abbiamo all'interno delle nostre strutture hanno disturbi comportamentali, traduciamolo, malati più o meno di Alzheimer. E quindi anche il volontariato, rispetto a una volta in cui si entrava in strutture e si faceva una vita attiva, oggi spesso non ce la fa a reggere l'impatto con questo tipo di ospiti. La gente non lo sa, il 60% dei nostri ospiti ha problemi disfasici, vuol dire che se bevono un bicchiere d'acqua soffocano, quindi dobbiamo gelatinare l'acqua in dosi particolari perché non si soffochino. Cioè, oggi noi siamo delle geriatrie e delle lungodegenze. Io non voglio parlare dell'anziano attivo, di quello che potrebbe essere una risorsa e va benissimo, ma ha ragione lei, quello che manca oggi è un progetto d'insieme. Quando si costruisce una casa, per costruirla ci vuole il progettista, ci vuole l'impresario per farla, il seramentista, l'idraulico, l'elettricista, il pavimentista. Presidente, facciamo anche una parentesi, l'ha detto prima Sandra, io andavo su queste residenze, vedevo 2 minuti e poi naturalmente sono pochi, una montagna di lavoro da fare. Ecco che in questa circostanza potrebbe essere di supporto il mondo del volontariato, perché è inutile che noi cominciamo a fare convegni, chi dovrebbe invece cercare di capire, e sto parlando non posso fare nomi perché sennò viene fuori il disastro, dovrebbe insegnare a fare questo, unire le associazioni, capire chi fa cosa, come posso essere di aiuto nelle RSA, chi posso mandare, cosa c'è da fare, portare l'anziano quando si deve spostare, accompagnarlo, guardarlo, perché come ha detto il Presidente ci sono delle persone che devono stare attenti anche a bere un bicchiere d'acqua. Non si fa, Presidente, non gliene frega niente a nessuno di questo, Sindaco.
no, beh, la verità, cioè bisogna anche dirla sta verità, 7.000 associazioni di volontariato, ciao, poi l'anziano morto in casa. Prego. Sì, poi ovviamente dipende anche dalla sensibilità personale, tante volte, anche della parte politica. È vero che nei piccoli territori, negli enti locali piccoli, una certa gestione è più facile, nel senso che i cittadini, il sindaco conoscono il proprio territorio, conoscono le proprie persone. Non sempre, Sindaco, attenzione, perché io ho qua gli esempi, calma. Almeno, Sindaco, non sapevo, allora Mirella, di questa cosa, piccolo comune. Allora porto l'esempio del mio comune, ovviamente, esatto. Di 3.600 abitanti. Ancora qualche anno fa avevamo l'assistente sociale a 18 ore, sono riuscito quest'anno un po' alla volta a portare a 32 ore e spero di arrivare alle 36 ore. Perché si è accorto che c'era il problema. Perché c'è bisogno, perché non è vero che i servizi sociali sono soltanto un costo per l'ente, e che i servizi bisogna ovviamente darli e rispettare anche quello che è il dettato costituzionale. Inutile, noi siamo, i sindaci sono chiamati in prima linea a far adempiere, a sviluppare quello che sono anche voi i dettati siete responsabili della salute dei cittadini, siete voi in prima persona. Assolutamente. Quindi poi ci possono essere delle realtà dove ci sono molte associazioni di volontariato e dove ce ne sono meno o comunque sono indirizzate a altro tipo di volontariato. Anche qua, ad esempio, banalissimo il trasporto per gli anziani o chi ovviamente non può essere, non ha l'automobile o comunque ha problemi. Quest'anno mi convenziono, non faccio il nome giustamente per non fare pubblicità, con un'associazione che è dedicata solo a quello, e quindi poi vedremo anche di acquistare il mezzo, perché tante volte ci sono le persone ma poi mancano i mezzi. Ovviamente, e quindi un po' alla volta si cerca di ristrutturare. C'è questa esigenza, come dice Volpe, vi state accorgendo che c'è questa esigenza. Presidente Volpe, cosa dice? Ha sentito che sono sindaci nuovi, sindaci che hanno voglia, perché sono motivati. Prego. Prima che il Presidente Volpe risponda, ecco, potrei dare un input sul richiamo del censimento. Ovviamente i comuni, la regione sono chiamati anche all'azione di protezione civile, e quindi uno degli elementi cardine è proprio conoscere quelli che sono i soggetti più sensibili. Quindi anche negli aggiornamenti dei piani di protezione civile basterebbe, e noi lo faremo, quella paginetta dedicata ai soggetti sensibili, sapere dove sono, l'assistente sociale che abbia la lista, il numero di telefono, l'indirizzo, perché ovviamente... Potete farlo anche tramite i banchi solidali, perché noi abbiamo nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, però se vediamo un politico in 12 mesi, forse uno è tanto, comprese le pari opportunità, che dovrebbero fare anche questo, perché bisogna anche dire le cose come stanno. I banchi solidali, dove veramente tocchi veramente la fragilità e il bisogno della persona, specialmente diversamente giovani, non viene mai nessuno a vedere se c'è qualcosa da fare. Presidente Volpe, prego. Guardi, io faccio un esempio rispetto al tema del censimento degli anziani soli, ed è banalissimo come esempio. Se noi sappiamo il numero di telefono dell'anziano, l'indirizzo e la via e tutte queste cose, sono informazioni utili, ma se quell'anziano abita al 4º piano di un condominio senza ascensore e ha più di 80 anni, quella persona è un carcerato, non è un uomo o una donna libera, perché non può permettersi di fare 4 volte al giorno 4 rampe di scale, e quindi è destinato a raggiungere la condizione di non autosufficienza dettata dalla solitudine e dai bisogni che esprime la solitudine. Se noi quell'anziano lo portiamo al piano terra... Prego? E la depressione? Sì, appunto, la solitudine. Ecco, se noi quell'anziano lo portassimo al piano terra, abbiamo liberato un prigioniero. Ho fatto un esempio. Perché il Veneto è grande, i territori sono completamente diversi. Guardate che nei grandi capoluoghi di provincia ci sono situazioni di anziani soli e sono disperate. Ha ragione il sindaco. C'è la tenuta nei piccoli territori, nei comuni, dove i sindaci, lo dicevamo prima, sono vicini alla gente. Ma voi immaginatevi i capoluoghi di provincia, immaginatevi Padova, Vicenza, immaginatevi Verona, immaginatevi tutte Mestre, immaginatevi tutti questi grandi agglomerati urbani dove ci sono grandissimi
dove ci sono fabbricati altissimi, immensi. Quanti anziani ci sono dentro in quelle case? Io quando passo per alcune realtà me lo chiedo. Quindi torniamo, Mirella, al tema di prima. Qui il problema è che questo tema va affrontato tutti assieme a 360 gradi. Qui ci vuole un momento in cui si fanno gli stati generali della terza, della quarta, quinta, sesta età, perché così a dibattiti quotidiani è apprezzabilissimo il lavoro che fate e ne approfitto. Ricordate sempre agli anziani che sono in aumento e sono soli di non fidarsi di nessuno. Di non fidarsi di nessuno, guardate. Quello sia tranquillo. Allora, Sindaco, siccome dobbiamo correre, però le domande sono tante, che mi fa piacere presentare anche i sindaci del territorio, perché magari tanti non conoscono, sono anche sindaci nuovi che sono anche molto motivati, anche donne. E cos'è che la preoccupa di più, Sindaco, in questo momento? Ecco, sentendo le esigenze del territorio, perché poi dove bussano è nella vostra porta, è l'unico punto che hanno, perché la provincia non sai se c'è, la regione è lontana, il governo non ne parliamo, perciò l'unico posto è provo ad andare dal mio sindaco, dicono, a vedere se qualcosa riesco ad ottenere. Prego. Il problema è che qualche volta si bussa sempre dal sindaco perché tanto non costa nulla, si sta arrivando a una sorta di parafulmine dell'ente locale che ha determinati compiti ma che poi viene investito da qualsiasi problema. Piove, colpa del sindaco, c'è la siccità, colpa del sindaco, faccio per dire, perché noi abbiamo le spalle grosse, sopportiamo ovviamente perché è il nostro compito. Qualche volta anche i cittadini non si rendono conto che la porta corretta non è quella del sindaco, è di qualche altro ente, però tante volte anche gli altri qualche ente demanda il sindaco perché così si toglie da un problema. Preoccupazioni direi non più di tanto. Ovvio che se lei mi domanda come sindaco le potrei rispondere se avessi 2-3 milioni in più allora potrei fare questo, potrei fare quest'altro. Fortunatamente il mio comune è un comune sano, è un comune collaborativo e quindi problematiche particolari non ne abbiamo. Se riusciamo a dare un servizio anche ai cittadini più bisognosi, ho sempre detto se uno ha bisogno può venire in comune, deve chiedere, poi ci saranno le valutazioni del caso, però a priori non chiudiamo la porta in faccia a nessuno. Allora andiamo a vedere a Villa Margherita Inclusiva questa bellissima mostra, voglio farla vedere anche al Presidente Volpe, perché merita, magari siccome è una mostra itinerante, portarla anche da voi. Ecco, guardi cosa ha fatto l'Isola di Treviso con questi diversamente giovani, lo dico anche al sindaco. Oggi vi ricordo che domani sarà l'ultimo giorno di questa mostra, perché è fine febbraio, ma fine febbraio viene giovedì, perché il 29 hanno bisestile anche, perciò domenica chiuderemo questa importante mostra che è stato fatto. Ecco qua, ricordare le associazioni, abbracciano le associazioni, andiamo a vedere questa meraviglia che ha fatto l'ISRA a Treviso. Allora, questi sono gli ospiti delle RSA del nostro territorio, dove gli educatori li hanno vestiti, guardate, sono proprio loro, guardate quanto belle sono queste foto, guardate loro, l'impegno che hanno messo, guardate. Io penso che l'ISRA, il direttore Giorgio Pavan e tutta la squadra hanno fatto un lavoro meraviglioso. Guardate come vogliono farsi ricordare i nonni, le nostre nonne, e sono gli ospiti delle RSA. Chi avrebbe mai detto? Proseguite anche su quella stanza perché merita veramente che guardate questi nonni meravigliosi che forse abbiamo allontanato un po' troppo presto e forse li andiamo a trovare forse troppo poco. No
Allora, Presidente Volpe, cosa dice di questa bellissima mostra? Grazie a tutti gli operatori, gli educatori, gli host, tutto il personale, veramente ci hanno messo l'anima, la passione per far divertire queste nonne, questi nonni, ma soprattutto per far divertire a noi. Pensi che, come ho detto, qualcuno ha detto, sono più belle queste foto che no il quadro, fra poco. Prego, Presidente Volpe. Ma guardi, è un'iniziativa, io la conosco, assolutamente meritevole, però consideri che iniziative di questo tipo, secondo diverse sfaccettature, ci sono in tantissime delle 350 strutture. Non so, faccio l'esempio, da noi per esempio abbiamo fatto la scelta che ogni anno, e lo lasceremo sempre, lo si può vedere anche dal sito, facciamo a raccontare delle storie, delle loro storie agli anziani che sono ospiti, e facciamo ogni anno un libro che è il racconto delle loro storie, delle loro memorie, anche per un lavoro di stimolazione. Quindi ci sono tantissime iniziative, cioè noi siamo vivaci nel nostro quotidiano, è che abbiamo bisogno di essere aiutati, perché a volte siamo arrivati al punto che proprio perché non ce la facciamo più, queste cose arriveranno a non essere neanche più fattibili. Non so se mi sto spiegando, sì. Non arriveremo neanche a fare questo, perché oggi trovare un educatore sul mercato del lavoro, e anche questa storia del mercato del lavoro che si continua a girare attorno al tema, noi stiamo pagando l'inverno demografico che è iniziato alla fine del secolo scorso. Oggi perché mancano operatori, infermieri, medici, bagnini, giornalisti, tornitori? Non sono nati. Io sono nato nel 1962. Sono nati 1.300.000 bambini nel 1962. Quest'anno sono nati in questo paese 360.000 bambini, ma ci rendiamo conto che oggi stiamo pagando sempre il prezzo di una politica che non ha saputo leggere il futuro? Dovevamo aspettare che arrivasse l'emergenza Covid per capire che non avevamo più personale sanitario in questo paese. Poi chiedete ad un ragazzo o una ragazza se la loro proiezione lavorativa è quella di fare l'infermiere o l'operatore. Vi diranno tutti di no, ma è una legge di mercato, domanda e offerta. Oggi nessuna ragazza, pensate che nei corsi per operatori sociosanitari, gli ultimi 86 corsi che si sono fatti in questo ultimo anno, una volta le classi erano piene di 30 ragazzi, oggi abbiamo una media di 24 e sapete l'età media di questi corsisti cos'è? Più del 50% hanno una media sopra i 40 anni. Cosa vuol dire? Che il riferimento a questa professione dell'OS è residuale, non è la cultura dei giovani, perché noi non riusciamo a intercettarli da subito dopo la scuola dell'obbligo, e questo è un errore che stiamo pagando e che pagheremo sempre di più. Ma lei si immagini se oggi dei corsi il 50% ha più di 40 anni e di questi il 50% di questi ne ha più di 50. Vi immaginate cosa vuol dire? Vuol dire che è un lavoro che viene considerato residuale. Perché? Per mille motivi, ma perché non c'è l'attenzione al prossimo. Fare una ragazza di 20 anni, 25, non farà l'operatore sociosanitario, ce ne sarà una su 1000, una su 1.000.000, perché magari, non so, ha la vocazione, perché, non so, ha amato la nonna o ha la nonna in casa, non lo so. Ma non vengono i ragazzi a fare questo mestiere. Però, ma se no, no, abbiamo fermo, le scuole Presidente, infermieri no, Presidente Volpe, lei ha detto una cosa, però ha detto non riusciamo a intercettarli. Qua mi rivolgo al sindaco perché purtroppo la puntata è quasi finita. Non riusciamo o non vogliamo intercettarli? Perché il mondo del volontariato, io sono stata su 2 istituti di Treviso e non ci conoscono. Non conoscono il mondo della disabilità, non sanno neanche cosa sia. Hanno qualche rara volta, rarissima volta, ma perché ci sono questi presidenti e questi direttori che hanno aperto le porte di queste RSA e entrano, e vedi con quanta delicatezza accarezzano questi nonni, come li abbracciano. Vuol dire che c'è questo trasporto, ma se qualcuno non riesce a capire che è là che dobbiamo intervenire, nelle scuole, fargli capire anche l'importanza di questo lavoro, perché io sono convinta che ce l'hanno la sensibilità, e che se veramente questo ragazzo ce l'ha, lo troveremo nelle RSA, ma se non vogliono intercettarlo perché i problemi sono altri e devo andare tutti da un'altra parte,
allora non riusciremo mai ad arrivare a niente. Io non sono convinta che i giovani non vogliono fare questi lavori. I giovani non conoscono questi lavori perché, come dice il Presidente, fino adesso non hanno fatto niente per incrementare questo avvio verso questo lavoro, e così è come gli artigiani. È come gli artigiani, stessa roba. Finisce l'artigiano, non c'è più ricambio, ma si accorgono adesso? Cioè, sindaco, anche qua bisogna pure intervenire con quelli che abbiamo, quei giovani che, e sono anche pochi, come ha detto il Presidente Volpe, a intercettarli e cercare di capire dove vogliono andare a parare anche nel mondo del volontariato. Sì. Intercettare i giovani è difficile, è vero che la sensibilità ci può essere, però potrei fare la domanda. Io mi ricordo quando ero ragazzino alle elementari c'era il classico tema: che cosa vorrai fare da grande? Per carità, qualcuno voleva fare l'astronauta, il carabiniere, però c'era il medico, l'infermiere. Vorrei chiedere oggi a questo tema che cosa rispondono i nostri... Non lo facciamo questo, dopo ho due ragazzi e dopo voglio capire se... E già questo è un'indicazione, un indizio di quello che può essere la sensibilità. Tante volte i giovani sono già, a parte la scuola, sono già pieni di altre poi attività, perché sembra che oggi se non fai altre 2 attività post scolastiche non sei nessuno. Ma sono loro o è la famiglia che vuole questo? Perché a 6 anni devi sapere 3 lingue, devi fare suonare uno strumento che vuole il papà, devi suonare lo strumento che vuole la mamma, ma loro vogliono questo? Forse no, io non ho fatto nulla e sono diventato grande lo stesso, nel senso che si andava anche in giro, si andava si giocava, si andava a pesca, anche quando si poteva, eccetera, quindi c'era un certo altro rapporto. È vero che bisogna cercare di aprire il più possibile ai giovani alla società. L'anno scorso per la prima volta noi a Chiarano abbiamo anche una casa alloggio, la Rondine per disabili, ho fatto 2 eventi teatrali estivi, sono stato contentissimo perché gli ospiti... C'erano i giovani? C'erano anche i giovani, avrei sperato anche di più, perché anche l'educazione, ad esempio una delle 2 serate era Sinodo del Bergerac, quindi era anche un insegnamento sentimentale. Mi dispiace che i giovani qualche volta non ci siano, quest'anno faremo anche il cinema per i bambini, quindi si comincia a avere un contatto diretto anche con la disabilità. Fino adesso dove li abbiamo lasciati questi giovani, Sindaco? Se lei non ci fosse stato questo ricambio, perché lei è il primo mandato, giusto? Sì. Ecco, forse queste cose magari, o chissà anche di più, ma forse non le avremmo sentite. Abbiamo Antonio da Padova, vai Antonio. Buongiorno Mirella, buongiorno. Mi è dispiaciuto per ieri Antonio, ma non ce l'ho fatta a darti la linea, prego. No Mirella, non preoccuparti. Grazie. Ecco, i nostri giovani, ma io dico una cosa, i giovani nostri adesso vanno in piazza anche perché c'è in Palestina, in Medio Oriente, che c'è una mattanza di bambini, giovani, ragazzi praticamente. E i nostri giovani vanno in piazza a protestare per queste robe qua. E si sono prese le mangalenate con la polizia. Ma io dico una cosa, ma dove sono questi giovani? Ma io direi invece, ma dove siamo noi italiani? Praticamente si va in piazza, solo i giovani vanno in piazza. Ma perché non andiamo tutti in piazza? È ammissibile che se non ci fossero i giovani se ne fregherebbero tutti di quella mattanza che c'è in Medio Oriente. Ma noi vecchi di Obama, guarda che io mi vergogno di avere i nostri figli che si preoccupano e noi che cavolo ce ne frega. Noi abbiamo il calcio, abbiamo il tennis, abbiamo da andare a sciare, abbiamo qui, abbiamo là. Ma i problemi italiani sono i giovani. Però i giovani, se fanno delle proposte serie, non vengono ascoltati, anzi vengono presi a mangalenate. E questa qua è la società. Ma allora insomma, non è che parliamo dei giovani e quando, non lo so, è un problema globale questo qua della guerra in Medio Oriente. Ma per quale motivo che sono i giovani che si preoccupano? E noi anziani cosa facciamo? Cos'è che c'è? Ma c'è la Meloni che va in giro per il mondo qui e là e non è mai in Italia. La Meloni non è mai in Italia a risolvere i nostri problemi in Italia. Questo è un paese, guarda, è un paese non è normale. È un paese che si preoccupa degli altri paesi,
ma del nostro paese nessuno si preoccupa. Buongiorno e grazie. Grazie caro Antonio. Allora Sindaco, che riflessione facciamo su questa telefonata di Antonio? Tutti dovremmo scendere in piazza, protestare, iniziare a partecipare, dico io, a far rumore. Sì, direi però allora sarebbe meglio che i giovani protestassero per la sanità, per le case di riposo. Per carità, è vero che siamo un mondo globale, ma se non protestiamo e non facciamo qualcosa prima per il nostro paese, non riusciremo a farlo neanche per gli altri paesi. Però comunque. per fare questo bisogna fare comunità, e siccome ci hanno molto diviso, dividi et impera, questi giovani non riescono più a capire cos'è la comunità, perché noi facevamo comunità, le porte delle case non erano chiuse a chiave, non si aveva paura di uscire. Adesso c'è una paura, anche se io devo dire la verità, e lo dico chiaramente, che vivo a Treviso, una città veramente importante e tranquilla. Ci saranno anche dei fatti spiacevoli, per carità, quale città, quale paese non li ha, ci mancherebbe altro, però dire che Treviso non è una città tranquilla ce ne passa tanto. Poi è logico che il momento è un momento un po' particolare per tutti, però bisogna stare anche un po' attenti, ecco, mettere l'allarme, ad esempio se ce l'hai non fregartene, perché hai l'allarme ma non lo metto. Adesso gli anziani, vi arriva la primavera, si spera, la bella stagione, state attenti, finestre aperte, porte aperte, vai, perciò dobbiamo stare attenti. Quello sì. Cosa vuole dire, Sindaco? Su questo tema sì, ovviamente qualche volta si cavalca l'evento particolare che può succedere. È anche vero, come diceva un tempo il Foiadelli, è vero, Treviso sta bene, però non è detto che deve perdere punteggio, anzi se si può si cerca di migliorare. Anche qua sicuramente c'è uno scollamento nel tessuto sociale. In un certo senso noi vogliamo la nostra privacy quando il controllo del territorio, appunto lo faceva come mia nonna alle 3 di mattina che era sveglia, alzava la tapparella e mi sapeva il fidanzato che portava a casa quello che succedeva sulla via. O comunque facciamo crescere le siepi perché non vogliamo che il vicino ci guardi cosa facciamo, però ovviamente il vicino poi non può sapere le nostre abitudini, però se le nostre abitudini sono anche conosciute, qualcosa che non funziona, allora un colpo di telefono, guarda che hai la luce accesa, di solito sei a lavorare, tutto a posto, eccetera. Quindi manca una certa indipendenza, privacy così esasperata, ovvio che poi non possiamo... Condomini che non si conoscono neppure tra pianerottoli. Un mio collega che ha la mia stessa età, quindi 50 anni, domenica scorsa mi diceva: è brutto che non conosco più nessuno del mio condominio. Questa è la verità. Allora sentiamo come ci saluta Roberto Volpe, Presidente Unione Regionale Istituti per Anziani. Siamo in chiusura, prego Presidente, i saluti. Allora, intanto la ringrazio perché mettere a disposizione trasmissioni per poter discutere di questi temi è importante. Però mi permetto di dire rispetto all'ultima telefonata, ma quanti giovani, e lo chiedo al Sindaco e sono sicuro della risposta, quanti giovani accettano oggi di mettersi in competizione politica nel loro comune, nelle liste elettorali? È il primo tavolo su cui i giovani oggi devono puntare, fare politica anche a livello locale. Noi non riusciamo a trovare ragazzi giovani che vengano a fare gli amministratori nelle nostre strutture pubbliche, perché non c'è questo interesse. Cioè, il problema è veramente che la disaffezione alla politica è un male di questo paese. Non si riesce neanche quasi più a fare una lista in un piccolo comune di amministratori. Oddio, Presidente Volpe, non è che gli esempi siano altrettanti, è la maggioranza degli esempi. Se, Presidente, guarda che il giovane vede più in là di quello che pensiamo. Con questi esempi che abbiamo andiamo bene, e voglia che si avvicinano alla politica. Presidente, devo chiudere, la ringrazio perché ho gli ospiti fuori. Grazie Presidente Roberto Volpe. Il Sindaco come ci saluta? Con la risposta al Presidente Volpe ha ragione, è difficilissimo trovare giovani che vogliono partecipare, ma non soltanto alla vita politica, tante volte anche alla vita sociale, perché una serata per aiutare una manifestazione o comunque essere presenti. Noi facciamo votare a 16 anni, visto che a 16 anni possono andare via in motorino, visto che a 16 anni possono andare via in motopattino, visto che possono uscire e arrivare alle 4 di mattina. Io sarei d'accordo, ma si prendono anche le responsabilità conseguenti. A me andrebbe benissimo. Allora, visto che bisogna le responsabilizziamo, andiamo a farli votare a 16 anni, che sono abbastanza grandi e furbi da poterlo anche fare, e anche capaci di mettere una croce sulla preferenza, e là vediamo se cambia qualcosa.
Direi proprio di sì. D'accordo, grazie. Grazie, pubblicità. Istituto Sansovino. Anna vince la borsa di studio. È l'unica studentessa della provincia ad aver vinto il concorso nazionale della Fondazione per l'Educazione Finanziaria e al Risparmio di Roma. Il premio? Una borsa di studio e la partecipazione a 3 giorni di campus. Lei è Anna Manfrin di Motta, che frequenta il 5º anno al Sansovino di Oderzo. E Anna Manfrin è qui con noi. Eccola qua, accompagnata dalla sua professoressa Laura Pizzol, docente di economia aziendale all'Istituto Sansovino di Oderzo. Allora, prof, se mi permette vorrei iniziare proprio da Anna Manfrin, perché fino adesso e tutti i giorni e tutti i mesi sento che non avete voglia di fare niente, che non avete manualità, che non siete vicini al mondo del volontariato, che non siete bravi. Io continuo a difendervi tutti i giorni perché dico che gli esempi positivi sono molto di più di quelli negativi che vediamo tutti i giorni, anche se l'esempio negativo fa più audience, perché questa è la verità. I social poi non ne parliamo, da pochi sembra che i brutti e i cattivi siano tantissimi, mentre poi abbiamo questa realtà che è Anna Manfrin. Cosa ci dici, Anna? E cos'è per te aver vinto una borsa di studio così importante? Prego. Allora, il problema sì è che non si parla di queste attività che vengono fatte per evidenziare i giovani e ciò che fanno di buono, diciamo. Infatti nemmeno io personalmente avevo mai sentito parlare di questa borsa di studio, di queste gare. Io per vincere la borsa di studio, partiamo da questo, ho partecipato alla gara nazionale degli istituti tecnici, in particolare del mio corso che è Amministrazione, Finanza e Marketing. Prima di farlo, prima che la prof entrasse in classe e mi dicesse Anna sei stata scelta per fare questa gara, per andare a provare a farla a Legnago, non l'avevo mai sentito, così come non avevo sentito che poi esisteva per ogni diverso settore. Quindi sì, insomma, bisognerebbe parlarne di più e così ci sarebbe anche più partecipazione da parte degli studenti, perché magari molti studenti anche non partecipano perché non sanno, non ne sono a conoscenza di queste attività. Sentiamo la professoressa Laura Pizzo come commenta le parole di Anna. Non conosciamo, non sappiamo, forse dovremmo essere più informati e forse saremo anche attratti di più a partecipare. Sì, magari è anche vero, molte volte appunto loro non sono informati su quelle che possono essere le occasioni di volontariato, come diceva lei in precedenza, oppure di entrare a far parte di determinate appunto associazioni che li possono avvicinare di più a determinate realtà. Sì, stiamo lavorando in questo senso anche a scuola, ok? Perché c'è tutta una programmazione. Cioè, vi siete resi conto che c'è questo problema? Il discorso dell'orientamento, diverse associazioni vengono a scuola ad incontrare per l'appunto i ragazzi, ad esempio incontrano associazioni tipo l'ILT, l'Avis, e poi rispondono, i ragazzi rispondono alle richieste anche delle associazioni, perché ad esempio incontrando poi l'Avis i ragazzi, soprattutto chi di loro è già maggiorenne, possono diventare anche donatori e quindi c'è tutto il percorso nel quale loro vengono appunto coinvolti. Allora sentiamo anche Anna Manfrin cosa ci dice. Cos'è il mondo del volontariato per te, o il mondo che io odio questo nome che è disabilità, io li chiamo diversamente agili perché si muovono in maniera diversa e non mi piace chiamarli disabili. Cos'è per te il mondo del volontariato e il mondo delle fragilità, Anna? Allora, è un mondo in cui non saprei bene cosa dire. È un mondo in cui bisogna avere solidarietà verso queste persone, non bisogna trattarle in modo diverso, bisogna coinvolgerle nelle attività di tutti i giorni. Brava.
E perché secondo te non conoscete queste realtà o poco? Infatti ti ha imbarazzato un po' la mia domanda, ma la faccio spesso, in effetti sono tutti come te, non conosco. Ad esempio a un ragazzo ho chiesto cosa sono i CEOD, tu lo sai cosa sono i CEOD? No, non ne ho idea. Eccolo qua. Sono i centri diurni dove questi ragazzi si trovano, fanno dei lavoretti anche molto belli, che non vediamo mai naturalmente, dove c'è questa partecipazione per cercare di inserirlo poi anche in un mondo lavorativo, se riescono, ma anche alleviare le famiglie, perché così anche loro staccano un po' la spina, e dove questi ragazzi fanno anche assieme comunità. Professoressa, per me è molto depressivo, sono depressa a sentire che Anna non conosce i CEOD, non sa. Adesso che bene. mi fa venire in mente alle elementari siete andati magari a visitare. venivano a scuola, però è una cosa che si è fermata poi alle elementari. Te l'ho fatta venire in mente io adesso, sì, vero? non viene Avete riproposta alle medie o alle Ma superiori. ti piacerebbe sapere, anche se non partecipare, ma sapere cos'è questa realtà, conoscerla, avvicinarti, vedere, certo. e poi ognuno vada, cioè prende la strada. Secondo te sarebbe importante per avvicinare i giovani anche a questo mondo? Perché sai, io li ho portati tutti in gita a Venezia a vedere tutti i musei, prof, li ho portati. Sono stata, sì, abbiamo ricevuto anche Leone d'Oro dall'amministrazione comunale, in 250 siamo andati. Ho messo assieme studenti, questi ragazzi meravigliosi, ho messo assieme diversamente giovani, tutti assieme, siamo andati alla Fenice, ci hanno aperto le porte, ma quello che ho visto è con quanta attenzione, con quanti occhi sgranati guardavano queste meraviglie, come si sono divertiti su questo tragitto che abbiamo fatto con 2 motonavi. Allora secondo me dovremmo fare questo, prof, metterli più assieme. Forse avremo anche meno bulli, meno baby gang, che sono pochi, se forse riusciamo a capire che forse dobbiamo muoverci in maniera diversa. La didattica sì, ma poi c'è anche qualcos'altro. Prego, professoressa. Sì, no, questa è inclusione a 360 gradi, nel senso insomma che sì, se ne parla molto appunto, e cioè, la scuola deve essere inclusiva e di conseguenza anche noi a scuola abbiamo per l'appunto dei ragazzi che sono diversamente abili, che vengono inclusi e integrati benissimo all'interno appunto delle classi. Ad esempio a scuola noi abbiamo un coro che si chiama Sanso Coro e fanno parte per l'appunto di questo coro studenti, insegnanti, c'è un ragazzo anche con delle disabilità eccetera, e ci sono per l'appunto anche altre persone, genitori, personale ATA, cioè una scuola aperta in pratica a tutti, e queste progettualità vengono aperte a tutti proprio per includere tutti quanti a 360 gradi. Che è molto importante, perché allora si parla di inclusività. Di inclusività, esatto. Cosa vuol dire per te, Anna Manfrin, la parola comunità? Cosa vuol dire fare comunità per te, per una ragazza, un ragazzo? Fare rumore nella comunità, essere vicini alla comunità, cosa vuol dire? Mi dice la regia se puoi spostarti i capelli perché sennò toccano sul microfono, grazie sì. Anna, gentilissima, perfetto. Ecco, cosa vuol dire per te la parola comunità? Cosa vuol dire fare comunità per un giovane? Far parte di una comunità, partecipare alle attività sia scolastiche, quindi nell'ambiente scolastico, ma anche comunali. Io ad esempio sono vicina anche alla mia parrocchia. Anche questo per me è fare comunità, partecipare a queste attività, fare catechismo, ti insegna molto cosa vuol dire fare comunità, aiutarsi a vicenda, essere solidali, stare vicini non solo tra giovani ma anche con i più adulti, partecipare ad attività in cui ci sia questa inclusività tra adulti e ragazzi. Ascolta, come mai hai scelto questo indirizzo? Cosa è che ti appassiona? Allora, un ragazzo in terza media, diciamo, quando poi deve scegliere una scuola non sa bene cosa fare. Io ero una di quelle, non avevo la minima idea di cosa andare a fare. Volevo andare a fare l'artistico, perché mi piaceva disegnare, una ragazzina che piaceva disegnare. Quindi è mia mamma che mi ha spinto molto a fare questa scuola, perché comunque è una scuola che, a differenza delle altre, amministrazione, finanza e marketing in generale, il settore economico, che ti prepara, ti dà delle conoscenze che ti servono nella vita che altre scuole non ti possono dare, a meno che non arrivi poi a fare l'università. Quindi ho iniziato questo percorso, purtroppo prima e in seconda ha interferito molto
la pandemia. E poi dalla terza mi sono trovata che mi piaceva comunque come settore. Inizialmente no, ho avuto una crisi che volevo proprio cambiare, volevo fare qualsiasi altra cosa ma non questa, però in realtà mi piace essere vicina anche alla realtà delle imprese. Adesso che sei arrivata a questo traguardo, ritorniamo indietro. Se dovessi, ma devi essere sincera, scegliere un'altra volta, faresti diversamente oppure dentro di te c'è quella bambina ancora che vorrebbe fare quella cosa che hai detto, scegliere lei questo indirizzo? No, penso che rifarei questa scelta. Rifaresti adesso con la consapevolezza che hai. Sentite quanto è importante anche iniziare a fare dei percorsi, professoressa, è molto importante. Si è stata la mamma, però adesso alla fine devo dire che forse ho fatto il percorso più adatto a me perché ho capito che forse era questo quello anche che volevo. Ma è difficile però. Prima parlavo col sindaco di Chiarano, Stefano De Piri, che ha detto, lo dico anche a te Anna, forse dovremmo chiedere ai ragazzi cosa vuoi fare da grande, come si faceva una volta. Ecco, forse chiedere a questi ragazzi cosa vorresti fare da grande, cos'è che ti interessa, cos'è che ti intriga di più, che vorresti conoscere, non sarebbe male. Cosa dice prof? Sì, beh, indubbiamente, anche perché poi sono loro appunto che devono un po' scegliere la strada della loro vita. Già si sta lavorando molto, devo dire, a livello anche di scuola, perché a partire soprattutto da quest'anno ci sono tutti i tutor dell'orientamento che avvicinano per l'appunto i ragazzi e cercano di indirizzarli in quello che potrebbe essere, per quanto riguarda soprattutto loro che finiscono le superiori, la scelta dopo appunto il quinto anno, quindi o mettersi nel mondo del lavoro oppure scegliere, non so, di andare all'università oppure anche di frequentare qualche diciamo ITS, ecco, questi nuovi per l'appunto istituti. Quindi sì, è molto importante anche perché dobbiamo aiutarli molte volte a capire quelli che sono i loro talenti, ok? Quelle che sono magari dei lati nascosti della loro personalità che neanche loro sanno di avere se non si mettono, diciamo, alla prova, non si incoraggiano a diciamo, fare determinate scelte, a provare qualcosa che magari reputano essere distante da loro, invece magari scoprono che può piacere, può essere, diciamo, la loro scelta futura. Senti Anna, cosa mi dici di queste baby gang, di questi bulli, di questi atti di vandalismo a scuola, ma poi anche di questi ragazzi che però hanno il coraggio di scendere nelle piazze, di protestare per l'ambiente, per le guerre, perché sono loro che ci mettono la faccia. Ecco, come li vedi queste due realtà, Anna? Allora, partendo dalla prima, è una realtà che è sempre più vicina a noi. Cioè davvero sono partita magari nei primi anni di superiori in cui non sentivo tanto parlare di questo, adesso invece è qualcosa che è davvero aumentato e la cosa mi preoccupa abbastanza. Mentre la seconda, per quanto riguarda le guerre, questi ragazzi che scendono in piazza per le guerre, per l'ambiente. Qui è da dividere in due questa categoria, perché sì, c'è chi davvero ci tiene, c'è chi vuole partecipare, c'è chi lotta, ci mette la faccia e c'è chi invece la trova un po' come scusa per trovare qualcos'altro da fare al posto di andare a scuola. Spesso è questo che succede. Cioè in mezzo c'è il buono e il cattivo, bisogna stare molto attenti perché ci sono anche i furbacchioni, vero Anna? Ma la cosa che ti preoccupa di più del bullismo, della baby gang, di questi social, ecco, ci sono delle storie veramente assurde, ad esempio anche tutti questi suicidi che abbiamo anche qua nel nostro territorio. Ecco, io ho avuto la presidente di Hikikomori nazionale molto preoccupata, sono numeri veramente che fanno pensare e riflettere. Ecco, come vedi la situazione tu nel tuo territorio? Ecco, come la state vivendo? Ne parlate tra di voi quando uscite oppure sono argomenti che non trattate? Sono argomenti che dovrebbero essere trattati ma che passano con indifferenza, cioè alle volte addirittura vengono esaltati, cioè non si riflette sul male che queste organizzazioni, che questi ragazzi fanno e vengono fatti passare come una cosa normale, come che ci sia il buono e il cattivo, ci sono queste persone e basta, ma non è assolutamente corretto, bisognerebbe parlarne di più anche di questo secondo me, soprattutto a scuola. Avvisare i ragazzi.
renderle Se più lo dice coscienti. la prof, allora bisogna parlarne di più a scuola, vuoi dirglielo, guardi me, ma vuoi dirglielo alla prof? Vedi che com'è si aprono, vede professoressa che si fidano della Mirella e parlano? Prego Anna, mi fa piacere, sai, vai. Rendere più coscienti i ragazzi di queste realtà, fargli capire che non sono cose normali, che non bisognerebbe comportarsi così, perché un ragazzo alle volte neanche se ne rende conto, segue la massa e da lì si ritrova a compiere degli atti magari che non avrebbe fatto in un altro caso. Fatti da soli, poi se li prendi cade tutto proprio polvere nel vero senso della parola, non hanno neppure il coraggio di guardarti in faccia. Sai, io lo faccio perché faccio anche dei percorsi rieducativi con questi ragazzi e quando li guardo, prof, vedo niente, vedo tanta paura, vedo tanta incertezza perché sanno che ci sono regole, ci sono orari da rispettare, che se sbagliano non ce n'è per nessuno perché poi diventa penale e là non ne andiamo fuori. Però io sono convinta che dobbiamo intrigarli di più e questo lo dico anche a Anna, anche con lo sport. Ecco, pochissimi hanno voglia di fare sport, non si sa il perché, eppure abbiamo delle discipline tantissime dove si potrebbe scegliere. Ecco, forse dobbiamo, siete voi a mio avviso il futuro nostro che dovete metterci la faccia voi, perché io a questi professori darei la medaglia per quanto cercano anche di aiutarvi come possono, perché anche loro sono impauriti, sono un po' disorientati, perché stanno vivendo una comunità che non conoscevano. Ecco, una volta c'era molto rispetto, c'era anche più educazione. Adesso se cominciamo a perdere questi valori, professoressa, io sono molto preoccupata perché questo, come dice Anna, ha detto una cosa importantissima. Io devo fare parte di quel gruppo, sennò vengo tagliato fuori. E non so dove arriverò con quel gruppo, però se mi tolgo è un problema per me. Ecco, cercare di capire, di coinvolgerli di più, professoressa, cosa dice? Sì, no, beh, indubbiamente sì, i ragazzi vanno coinvolti, vanno ascoltati, sì, quello che dicevate è corretto, nel senso che molte volte prendendo i singoli ragazzi da soli sì, non abbiamo in pratica queste manifestazioni magari di violenza eccetera, poi quando entrano appunto a far parte del gruppo ci sono delle dinamiche tali per cui un po', soprattutto in questa età adolescenziale, si trasformano, no, i ragazzi un po' e si trascinano uno con l'altro. Ecco sì, noi facciamo molto a scuola da questo punto di vista perché appunto cerchiamo di fargli capire tutto il discorso del bullismo, cyberbullismo, soprattutto perché se ne anche parla i social, poco, a mio avviso, prof, se ne parla dice pochissimo. che se ne parla ancora poco. Perché le famiglie non partecipano, non è che non ne parliamo, non vogliono sentire, non sono preparati a queste cose, hanno paura di metterci la faccia e questo è il problema che abbiamo, i genitori che non partecipano oppure che difendono l'indefendibile. Ve lo dico al sindaco, guarda che tuo figlio che ha fatto questo, non è mio figlio. E allora se voi fate tutto, ma se poi non avete la famiglia, quando questo ragazzo va a casa e trova il vuoto, è il vostro lavoro dove va a finire. No, questo Prego, è vero, prof. Bisogna stringere appunto delle alleanze anche con la famiglia, scuola-famiglia, l'alleanza scuola-famiglia è importantissima perché solo in questo modo insomma riusciamo a appunto combattere soprattutto la piaga del cyberbullismo, perché quella con i social al giorno d'oggi è proprio in primo piano, insomma è una problematica in primo piano, però sì è necessario, voglio dire, ci sono tantissime famiglie che collaborano con la scuola senza nessun problema, poi ci sono purtroppo appunto dei casi in cui invece non è possibile creare. Ma noi dobbiamo parlare di con questi casi perché quelli che si comportano bene li conosciamo e il problema è capire cosa c'è che non va in quei casi perché infatti. Io ho dei ragazzi, io parlo molto con i ragazzi, non so il perché, però riesco a dialogare con loro, sai Anna, e mi dicono ma io ho 3 famiglie delle volte. Io non riesco a capire più qual è la mia vera famiglia, chi è il vero mio papà, la mia mamma, no, i miei fratelli. C'è una confusione tale e quando cerco di parlare nelle famiglie chiudono l'argomento, non vogliono sentire la famosa polvere sotto il tappeto. Siccome voi chiedete molto perché, fin da bambini si chiede perché, perché sto genitore basta con questo, perché.
Però è da là che si riesce a capire, tu devi spiegare perché sì e il perché no. Perché ti dico questo no, oppure ti premio. Allora, crescendo, tu capisci l'importanza del sì, del no, del sacrificio, del rispetto. Secondo te, tutti questi perché forse dovrebbero essere ascoltati di più, con delle risposte proprio anche, diciamo, che riguardano proprio l'argomento che mi hai detto no, questo no. Perché mi dici no? Cosa dici, Anna? Secondo te parlare di più anche con i bambini da piccoli, coinvolgerli di più? Perché sono molto attenti loro, Sì, è una cosa che serve davvero tanto, parlare con i bambini. Io vedo, ultimamente penso che sia una cosa che è anche migliorata, perché prima magari nelle famiglie c'era più questa rigidità, nel senso che un bambino veniva ascoltato di meno. Adesso molte famiglie, si vede anche sui social, riescono invece a interagire maggiormente con i figli. Questa è una cosa importantissima, spiegare al proprio figlio il perché sì, il perché no, renderlo partecipe della vita anche degli adulti, così che possa crescere in un ambiente sano, in un ambiente in cui riesca a trovare se stesso, diciamo. Cioè questo bambino magari chiede cosa vuoi fare oggi, invece vieni con me. Cosa vuoi fare oggi? Cosa avresti piacere di fare con i tuoi genitori o con la tua mamma o il tuo papà o i tuoi fratelli? Ecco, io sento che si chiede poco, vengono sempre fanno sempre quello che vuole la mamma o il papà. Tu hai detto anche tu, ho seguito la mia mamma, per fortuna è andata bene, perché hai una mamma che forse ha capito, ma chi non ha la fortuna di questo, prof? Quando che va a casa, dopo questa lezione magari importante anche che fate a scuola, per fare capire i diritti, i doveri, il rispetto, lo studio, la cultura che è fondamentale a mio avviso. Ecco, e poi questo ragazzo va a casa e trova il nulla, non c'è la famiglia, ci sono amici pericolosi, dietro l'angolo c'è il nemico della droga, dell'alcol, di tutto e di più. E come facciamo a proteggere questo ragazzo che è già fragile per se stesso? Sì, diciamo che diventa difficile, però insomma noi cerchiamo di farlo in tutti i modi, perché molte volte ci accorgiamo, voglio dire, di queste problematiche che ci sono, perché di fronte magari a determinati problemi che i ragazzi hanno a scuola si capisce che dietro non c'è una famiglia, ok? E cerchiamo appunto in tutti i modi di sostenerli, perché con diversi progetti appunto a scuola che mirano a coinvolgerli, a instaurare dei rapporti anche con magari non direttamente con la famiglia, ma magari con qualche conoscente della famiglia, in modo tale di arrivare in qualche modo poi alla famiglia stessa. Cerchiamo di dare supporto sia per quanto riguarda l'aspetto didattico, perché ad esempio anche nella nostra scuola siamo partiti con dei corsi appunto particolari, dei progetti particolari che mirano appunto ad aiutare proprio quei ragazzi che diciamo potrebbero pensare di lasciare la scuola perché non trovano nella scuola qualcosa di così interessante e vedono la scuola in pratica come qualcosa di contrapposto a quello che diciamo è la loro realtà, e quindi siamo partiti anche in questo modo con dei percorsi personalizzati per ognuno di loro. Non è sempre semplice, però è motivante anche, voglio dire, è una sfida anche per noi, per l'appunto insegnanti molte volte. Non dico che sempre ci riusciamo a raggiungere e diciamo a coinvolgere maggiormente questi ragazzi e quindi indirizzarli un po' meglio in quella che è la strada, diciamo il percorso che devono seguire, però insomma ce la mettiamo tutta in questo senso, ok? Ce la mettiamo tutta. Senti Anna, da poco abbiamo sentito ancora di questo olocausto, abbiamo sentito delle foibe, la storia che ha coinvolto i nostri familiari, i nostri cari. Ecco, a voi interessa la storia, interessa le radici profonde che ha vissuto anche questo territorio, lo conoscete abbastanza, sareste invogliati a conoscerlo di più, a capirlo anche in maniera diversa, oppure la scuola fa abbastanza secondo te? Allora, dipende dagli argomenti, diciamo, perché se parliamo appunto di giornata della memoria, la scuola
si prepara a questa, aiuta gli studenti a conoscere determinate situazioni storiche che ci sono state. Se parliamo invece di cultura generale del territorio, dipende. Noi abbiamo la fortuna che la scuola rende partecipi gli studenti, cioè programma visite aziendali, eccetera, che permettono agli studenti di conoscere il territorio. Però se parliamo invece piuttosto di un liceo, non è più la stessa storia. Insomma, la scuola è molto più improntata sull'apprendimento teorico, ma l'alunno non viene integrato nella cultura del suo paese. La conoscenza diretta della storia. Esatto. Perché si fa così poco? Io non parlo del vostro, professoressa, anzi vi ho invitato proprio per l'impegno e quello che riuscite a fare, e Anna è un esempio, uno dei tanti esempi che esce da questa bellissima scuola che è il Sansovino di Oderzo, uno dei veramente istituti che cercano di dare risposte a questi ragazzi. Perché si fa così fatica a far conoscere la storia? Io non devo essere fortunata, prof, ad avere quella scuola, quei docenti. Io devo sapere quello che mi spetta di diritto di sapere, che è la mia storia, che è la storia che ha vissuto anche il mio territorio. Perché qualcuno fa fatica, prof, a insegnare questo? Ecco, c'è sempre una parte della politica che secondo me andrebbe messa da parte, vedere la storia è storia, i numeri sono numeri. Sì, beh, la storia è storia, i numeri sono numeri. Sì, no, la storia è importante secondo me, cioè sapere chi siamo stati, ok, in passato, chi siamo adesso e chi forse saremo in futuro è grazie proprio al nostro passato. Quindi effettivamente per i ragazzi è molto importante conoscere quello che è stato per non ripetere eventualmente gli errori che sono stati fatti nel passato, ok? Perché purtroppo sì, non possiamo negare che siano stati fatti degli errori e di conseguenza, sì, come si dice solitamente, la storia insegna, anzi dovrebbe appunto insegnare, perché poi in base a quello che vediamo molte volte che succede ancora attualmente sì, in Europa, quindi guerre eccetera che non sono tanto distanti da noi, forse la storia non ha insegnato ancora molto, però sì, conoscere le proprie radici è importantissimo secondo me, conoscere il proprio territorio sotto l'aspetto sia economico, sociale è molto importante per i ragazzi. Infatti noi cerchiamo sempre di far conoscere prima di tutto le realtà che li circondano, quindi il loro territorio, il loro paese e poi eventualmente sì, affacciamoci anche ad altro, però prima conosciamo quella che è la nostra realtà che ci circonda. Senta, professoressa Pizzo, cos'è che la preoccupa di più di questa scuola? La scuola che sta vivendo anche un momento delicato, siete usciti da questa didattica a distanza che ha molto provato sia gli studenti che voi insegnanti. Io non avrei mai immaginato, Anna, di vedere i ragazzi e le ragazze fuori sui marciapiedi che volevano andare a scuola. Io avrei sempre pensato proprio tutt'altra cosa, lo dico apertamente, lo dico spesso, ma mai avrei pensato invece quanto importante per voi è la scuola. Forse proprio questa, professoressa, questo toccare con mano, che non hai più gli amici, ecco, sì, la comunità, esatto, che vivevi tutti i giorni. Ecco, voi, la prima cosa che fate vi abbracciate, ecco, io ho notato questo, la prima cosa che voi fate vi toccate, ecco, questo contatto che loro hanno bisogno. Prof, come lo vede? Sì, e cosa vede adesso rispetto a quello che ha? Ecco, sono molto provati questi ragazzi. Beh, allora diciamo che purtroppo il periodo del Covid sì, ha lasciato i suoi strascichi anche nella scuola, nel senso che cioè, tutta questa tecnologia che inizialmente sembrava qualcosa di fortemente positivo ha mostrato poi tutti i suoi lati anche negativi, soprattutto per l'aspetto umano, per, come diceva lei, l'aspetto relazionale, che è molto importante all'interno della scuola, perché la scuola sì è importante dal punto di vista didattico, formativo, ma è importante anche dal punto di vista umano, ok? Perché fa crescere appunto queste persone, questi ragazzi a 360 gradi, e quello che è proprio importante è l'instaurarsi di relazioni che gli aiutano poi ad affrontare le difficoltà che si possono incontrare, perché le relazioni possono essere relazioni positive, quella persona mi piace, però possono essere relazioni anche negative, magari quella persona non mi piace, però devo imparare lo stesso a convivere in maniera
maniera rispettosa, anche con chi magari ha delle idee diverse dalle mie. Quindi sì, è una palestra molto importante la scuola, soprattutto anche dal punto di vista umano, proprio per le relazioni che si creano. L'apprendimento, diciamo, si crea attraverso una relazione, anche tra diciamo noi insegnanti e gli alunni deve crearsi questa relazione per aversi poi l'apprendimento, no? Molto importante, la ringrazio di questa spiegazione, professoressa Pizzo. Senti Anna Manfrin, penso che tutti noi, tutti i ragazzi, per me è cambiato poco, siamo stati ragazzi tutti, ecco, forse il modo di trasmettere, comunicare in maniera diversa, ma i problemi sono sempre quelli, non è che si scopra un mondo diverso. Ma i sogni nel cassetto, secondo te voi giovani avete i sogni nel cassetto? Un sogno che non lo voglio sapere, ma dei sogni nascosti che cercate proprio di arrivare a questo sogno mettendovi in prima persona, cercando, come hai fatto tu, anche attraverso lo studio, di arrivare a un obiettivo. Ecco, qual è l'obiettivo secondo te dei giovani? Il lavoro, la famiglia, ecco, la carriera. Ecco, cosa metteresti al primo posto, Anna? Beh, allora, innanzitutto sì, ogni ragazzo ha un sogno nel cassetto, che lo dica o che non lo dica, ognuno lo ha. Ma per quanto riguarda priorità, anche su questo è molto personale, cioè c'è chi già vede nel suo futuro una determinata professione, quindi una realizzazione personale, chi invece predilige la famiglia, eccetera. Lo vedo anche tra i miei compagni che già sono improntati sul tipo di lavoro che vogliono fare, già sanno l'università che vogliono fare e cosa fare in futuro, ad altri invece in cui pensano piuttosto magari a uscire dalla scuola, iniziare a lavorare, ma a divertirsi, trovare nuovi amici, nuove compagnie, continuare le proprie relazioni, eccetera. Quindi sì, dipende da ragazzo a ragazzo. Ad esempio tu come primo posto cosa metteresti? Adesso come adesso? Adesso come adesso, naturalmente. Non saprei, per me è importante la famiglia, sì, le relazioni, ma adesso sono improntata penso sullo studio perché sono verso la fine del mio percorso di superiore. Bella sta la risposta, vero prof? Lo studio, non avrei mica... pensavo qualcos'altro, però lo studio mi hai colpito. Devo pensare a che università fare. Anna, brava. Non so ancora bene che lavoro fare, quindi... però lo studio mi darà la possibilità, più studierò e più avrò le idee chiare anche di quello che sarà il più bello. Questa risposta, cosa dice professoressa? Se l'aspettava? Beh, Anna sì, devo dire. Vedi come ti conosce bene la professoressa Pizzo. Anna sì. Ma no, perché lei insomma so che vuole appunto continuare, andare avanti, andare all'università e creare appunto diciamo una sua realtà futura che anche lei appunto come diceva non conosce ancora benissimo, però effettivamente con l'ulteriore studio, con un percorso universitario che sceglierà in base appunto diciamo, a quella che sarà la facoltà che le piacerà di più, riuscirà poi a capire anche quale sarà la sua strada, no? Poi io dico sempre che comunque mai dire mai nella vita, no? Perché nel senso io mi sono trovata a diventare docente e non da subito, perché inizialmente avevo fatto altro. Era il suo sogno nel cassetto questa professione? Forse sì, però non lo so, poi ripensandoci con il senno di poi forse sì, era uno dei sogni, forse sì, ricordandomi quello che facevo magari prima di lavorare in azienda, forse era uno dei sogni. Però appunto la vita molte volte ti porta prima a fare determinate scelte e poi a farne altre, insomma questo. Senta professoressa, io voglio che lei faccia un appello questa mattina a quei genitori che continuano a difendere l'indifendibile, a quei genitori che non riescono a capire che se voi date un voto anche negativo dovete essere rispettati, perché quel voto può far crescere il ragazzo, può fargli vedere una realtà diversa. Ecco, che appello vorrebbe fare questa mattina, professoressa Pizzo? È molto importante, perché a casa la stanno ascoltando. Cioè, mi sento di dire in relazione appunto a quello che lei ha appena detto, che noi docenti siamo lì a scuola innanzitutto perché amiamo il nostro lavoro, quindi amare il nostro lavoro significa amare appunto i ragazzi.
amare i ragazzi significa cercare di fare il massimo per il loro meglio, per farli crescere in un ambiente sano, in un ambiente in pratica che risponda a quelle che sono le loro esigenze. Quindi, come diceva lei, anche se diamo un voto negativo... Guardi le telecamere, prof, guardi le telecamere. Anche se diamo, voglio dire, un voto negativo, il voto negativo non è un voto negativo sulla persona, ok? Perché noi in quel momento stiamo valutando un percorso scolastico che la persona sta facendo, stiamo valutando quelle che possono essere delle competenze, delle conoscenze, delle abilità che il ragazzo ha, diciamo, acquisito in quel determinato momento. Questo non vuol dire che non potrà acquisirle in futuro. Molte volte, voglio dire, gli insuccessi servono per rialzarsi, no? Per rialzarsi ancora con più forza e per riprendere per l'appunto il proprio percorso con un maggiore entusiasmo anche. Quindi di non aver paura se tante volte le cose anche per appunto i ragazzi a scuola non vanno come vorremmo noi genitori, perché poi noi genitori anche vorremmo sempre il voto positivo, che tutto andasse sempre bene, eccetera. La ciliegina sulla torta, però tutto insomma perfetto. tante volte anche sono ragazzi, molte volte, ok? Quindi anche loro possono avere, diciamo, degli scivoloni. Quindi l'importante è che capiscano che quando c'è magari il voto negativo bisogna rimboccarsi le maniche e darsi da fare. Noi comunque siamo lì ad aiutarli, ok? Perché questo è il nostro lavoro. Grazie alla professoressa Laura Pizzo, docente di economia aziendale all'Istituto Sansovino di Oderzo. Grazie veramente professoressa, e grazie anche a Anna Manfrin, diplomata all'Istituto Sansovino di Oderzo 2023, con questa borsa di studio stupenda, e questa mattina l'abbiamo ascoltata. Grazie, adesso andiamo con la posta di Mirella. Appunto oggi è sabato, dopo questa lunga chiacchierata con gli ospiti andiamo a leggere la posta di Mirella. Questa mattina non andiamo a pranzo con la proposta di Mirella, ma andiamo con gli auguri di Mirella, che speriamo di finirli perché sono ancora gli auguri di Natale, ma sono talmente importanti che e per rispetto di queste persone devo leggere. Un altro biglietto bellissimo, vediamo cosa c'è dentro. Allora, buon Natale a tutti voi, grazie per la vostra innumerevole dedizione e un'attività fondamentale per i più bisognosi. Però c'è anche un biglietto dentro. Vediamo cosa è scritto. Wow! Oh mamma mia! Questionario sul Fondo di Solidarietà di Treviso. Questionario. Proposta ottima per fornire un servizio più efficace ed efficiente a una clientela un po' particolare e diversificata. Localizzazione sarebbe il nostro banco solidale. Un po' lontana dal mercato degli utenti, ma facilmente accessibile. Ottimo riconoscimento di pubblica utilità da parte dell'ente provincia. Pararia anche vera. Dimensioni del locale. Grande, adatto alle 3 tipologie di offerta: alimentare, vestiario, libreria. Ottimo questo collegamento e alla numerosità degli utenti. Alimentare. Grande varietà e qualità e quantità, ottima la gamma dei fornitori fino a livello nazionale. Vestiario, sembra carente per gli uomini, adatto più alla clientela femminile che è la maggioranza degli utenti. Provvederemo. Libreria, poco utilizzata, peccato perché uno dei rari punti di incontro per la clientela del servizio, in particolare utile per gli stranieri. Ottimo. Servizio, effettuato da personale di massima dedizione al servizio di pubblica utilità, da incommiare in tutti i settori. Questo lo faccio leggere a qualcuno. Esecuzione, ottima la rigida scelta dei ruoli e dell'esecuzione, utenti e collaboratori e la standardizzazione dell'esecuzione. Format, utilizzabile da altre associazioni dedicate a questo servizio di pubblica utilità, come testimoniato da vari riconoscimenti già ottenuti, una pubblicità maggiore per il bisogno e il servizio. Difetto piccolo, causato dall'eccesso di generosità. Talvolta viene fornito dell'alimento ottimo e purtroppo attrattivo, ma non richiesto di chi purtroppo è in dieta. Questo è bellissimo, grazie. In più,
Avete una vasta gamma di alimenti in grado di soddisfare i bisogni dei clienti e una libertà di scelta agli utenti molto importante. Grazie, bellissimo questo. Questo glielo faccio vedere a qualcuno, glielo mando a qualcuno in provincia questo biglietto qua. Sì, ho deciso di sì. Ne leggiamo un altro, vediamo questo. Che belli questi bigliettini, guardate, sono carini, vero? L'umanità è una grande ed immensa famiglia. Noi troviamo la dimostrazione di ciò in quello che fate voi. Se ci diamo una mano, i miracoli si faranno ed il giorno di Natale durerà tutto l'anno. Grazie di cuore. Tutti firmati, perciò che belli sti biglietti. Mi tira su il morale, anche ieri avevo una brutta giornata. Non mi basterebbe un semplice biglietto di auguri per dirvi quanto siamo grati a voi per l'aiuto che ci date. Grazie dal profondo del nostro cuore a tutti voi e l'augurio di buone feste. Ma sono poco carini? Rivolto anche a voi, siete voi che mi aiutate a fare questo. Allora, tanti auguri, tantissimi auguri di buon Natale. Grazie mille per il vostro continuo lavoro nell'aiutare me e le famiglie nella zona. Vi auguro un anno pieno di soddisfazione e gioia. Bellissimo. Adesso devo leggere la Costituzione, purtroppo non ho ancora finito i biglietti, ma faremo il prossimo sabato. Vi ho detto che arrivo a Pasqua con i biglietti, non ho sbagliato. Allora, articolo 84 della Costituzione italiana. Imparate, ascoltate bene perché fra poco si va a votare. Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto 50 anni d'età e